Buongiorno papà, buongiorno mamma, io sono la dottoressa Malorgi, una pediatra di famiglia di Torino e sono responsabile del gruppo di studi dell'igiene del sonno e dei disturbi del sonno della Federazione Italiana Medici Pediatri. Nei prossimi minuti poche regole che possano rendere più sicura la nanna del vostro neonato e del vostro lattante. Prima di tutto facciamolo dormire sulla schiena, sempre, mai sul fianco e mai sulla pancia. La posizione supina sicuramente è la posizione più sicura per una nanna tranquilla del vostro bambino, del vostro neonato e del vostro lattante. Facciamolo dormire su una superficie abbastanza rigida e non utilizziamo il cuscino, copriamolo poco, utilizziamo una copertina leggera che arrivi fino a questa altezza con le braccia del nostro bimbo libere. Non utilizziamo il cuscino e la temperatura ambientale cerchiamo di mantenerla tra i 19 e i 21 gradi. Non fumiamo nella stanza dove dormirà il nostro bambino, anzi non fumiamo in assoluto quando c'è il nostro bambino presente in una stanza, ma soprattutto in una stanza dove deve dormire deve essere priva assolutamente di fumo. Altra regola importante è quella di favorire l'allattamento al seno, perché sappiamo che l'allattamento al seno è protettiva nei confronti di quello che può accadere durante il sonno. Facciamolo dormire nella nostra stanza, quindi rispettiamo il co-sleeping, che vuol dire appunto dormire nella stanza col genitore, ma evitiamo di farlo dormire sulla superficie in cui dormiamo noi. Appoggiamolo in una superficie limitrofa, molto vicina, ad esempio in un annestomie, che sia più piccola rispetto alla nostra superficie, in modo da non poter creare danni con il nostro corpo al bimbo stesso. Lo potremo però prendere, lo potremo carezzare, guardare da vicino, lo potremo toccare e soprattutto prendere per metterlo al seno e riposarlo dopo l'allattamento. Questo vale soprattutto per i genitori, la mamma e il papà che hanno un peso importante, quindi siano in sovrappeso oppure che fumino, o ancora se utilizzano sostanze che riducono la vigilanza, perché magari aiutano l'addormentamento stesso dell'adulto. Assolutamente sì, mettiamolo vicino a noi, sulla nostra pelle quando noi siamo vigili di giorno, facciamo tanto di questo contatto con il nostro neonato e lattante quando siamo estremamente vigili, quindi appunto di giorno, ma durante la notte, durante il sonno del nostro bambino è sempre meglio che lui dorma su una propria superficie, perché è sicuramente più protettivo. Vi saluto e spero che con queste poche regole il sonno del vostro bambino possa essere più sicuro e voi più tranquille mentre lui dorme. Buona giornata a tutti. E la dottoressa Emanuela Malorgio è qui con noi, pediatra. Grazie dottoressa veramente di essere qui. Quante cose ha spiegato molto bene la dottoressa che magari qualcuno conosce ma non poi si mettono in pratica. Quello che mi preoccupa, dottoressa, e mi fa piacere averla ospite questa mattina, è che purtroppo vedo molte mamme che fumano, anche in gravidanza. Io mi domando come mai non riescono a capire la pericolosità e la nocività di fumare. Cioè sono mamme anche giovani, non posso dire che sono mamme che non sanno. Ecco, allora viene prima la persona o viene prima questa creatura che tu hai deciso, che di sicuro non è stato lui a decidere o lei a decidere di venire al mondo? E soprattutto diventare poi mamma a 40, 45, 50 anni, cioè si guarda sempre prima la persona e poi invece il futuro di questa creatura che sta nascendo. Prego dottoressa, cosa ne pensa e lei del suo osservatorio cosa vede? Allora, per quello che riguarda il fumo, concordo con lei, il fumo è dannoso già in gravidanza in modo assolutamente importante. Noi lo vediamo quando il bimbo nasce da una mamma che ha fumato tanto in gravidanza perché ha delle caratteristiche diverse, ad esempio un peso più basso rispetto agli altri piccoli. Sicuramente è nocivo su tanti aspetti e capisco che ci sono delle mamme che fanno estremamente fatica perché purtroppo il fumo dà una dipendenza, esattamente come molte altre sostanze e come ad esempio l'alcol. Il fumo attraverso la nicotina, attraverso altre sostanze crea una dipendenza a livello centrale cerebrale attraverso il sistema dopaminergico e questo rende molto difficile il fatto di allontanarsi da questa abitudine in modo diciamo così spontaneo e talvolta anche senza aiuto. Ecco perché soprattutto
soprattutto per una mamma che ha intenzione, no, di restare in attesa di un bambino e quindi sta cercando un bambino, il consiglio è quello che se si è forti fumatrici o comunque fumatrici di chiedere aiuto. In tutte le regioni ci sono i centri che si chiamano antifumo e che aiutano le persone a distaccarsi da questa abitudine che, come dico, purtroppo non è soltanto un'abitudine ma è una vera e propria dipendenza. Per quello che lei diceva anche circa la necessità di essere consapevoli quando si decide di mettere al mondo un bambino che la propria vita cambierà, perché la vita cambia, anche se diciamo e lo sentiamo dire da tanti che in realtà non cambia, questo non è vero, perché i ritmi di un bambino molto piccolo fino almeno ai 3-4 anni sono estremamente diversi dai ritmi di un adulto. E questo comporta dei sacrifici nei confronti di mamma e papà. E questo dovrebbe essere più, come dire, preso in considerazione da una coppia che decide di mettere al mondo un bambino, che è un'esperienza fantastica, che è un'esperienza bellissima, ma che pone, se vogliamo mettere in sicurezza e se vogliamo far crescere secondo i giusti ritmi un bambino, pone delle regole che limitano per qualche anno, non per sempre, le scelte e la possibilità di fare determinate cose all'adulto, ma proprio perché i ritmi sono molto diversi e perché la sicurezza di un piccolo è diverso rispetto alla sicurezza di un bambino più grande oppure di un adulto. Dottoressa, una cosa che preoccupa molto, a parte l'obesità, che vorrei parlarne con lei dell'obesità infantile, anche questi ritmi veramente frenetici anche quando si va in vacanza con dei piccolini. Sono in vacanza, perciò l'orologio lo butto via, faccio quello che voglio, quello che mi sento di fare. Prima cosa mi devo divertire, perciò anche se è mezzanotte vedo queste mamme, questi genitori molto giovani anche con questi bambini, ecco, con un fracasso enorme, poi ci lamentiamo se i bambini sono iperattivi. Ecco, non è un sonno tranquillo quello che vedo io, perché si svegliano, si riaddormentano, è tutto un susseguirsi di emozioni che quanto male fanno, dottoressa? Come fanno a non capire che non si può eccedere in tutto perché tu sei in vacanza e per una settimana, 10 giorni di vacanza, 3 giorni di vacanza, anche lui si deve adattare e faccio quello che voglio io, tanto lui non si può difendere. Perciò cosa vuole dire, dottoressa, a quei genitori, quelli che potranno andare in vacanza, ma anche quelli che non vanno in vacanza ma che fanno ore piccole con i loro piccoli? Prego. Ha detto alcune parole chiave, no? I ritmi, ha messo insieme anche l'obesità, perché questo c'entra anche con l'obesità e lo vedremo, e poi il benessere. Allora, noi come esseri umani abbiamo una situazione di benessere più o meno importante se abbiamo la capacità di rispettare i nostri ritmi circadiani. Ritmi circadiani vuol dire il susseguirsi delle attività che dobbiamo fare nell'arco delle 24 ore con una ritmicità che non è determinata dai bisogni della società, ma è determinata da alcuni orologi che noi abbiamo dentro di noi e che sono geneticamente determinati, e questi orologi comandano un po' tutto quello che poi determina il nostro benessere. Uno degli orologi principali è proprio quello che regola il sonno e la veglia e ha degli orari con una ciclicità nelle 24 ore che sono purtroppo, dico purtroppo perché poi è difficile adattarsi a questa cosa, molto diversi, come dicevo prima, nel bambino piccolo, nel bambino un po' più grandicello e nell'adulto. Ha ragione quando dice che non c'è questa capacità e si pensa che comunque se uno è via una settimana, tutto sommato andare a dormire molto tardi per un bambino non comporta nulla. In realtà comporta il fatto che questi ritmi vengono alterati. Questi ritmi, come spiegavo, determinano il benessere. In che senso? Danno sia la possibilità al nostro organismo di mettere in atto un metabolismo che sia buono, ad esempio per l'alimentazione. Allora qui mi aggancio all'obesità. Il bambino, il ragazzino e anche l'adulto che ha un sonno irregolare, un sonno che o è spezzettato oppure non è corretto per quello che riguarda la ritmicità, quindi inizia più tardi rispetto a quello che dovrebbe iniziare, o viene spezzettato per risvegli durante il sonno, oppure si sveglia molto presto,
Bene, questo soggetto avrà un'alterazione di alcuni ormoni che determinano la fame e la sazietà, che sono la ghrelinina e la leptina. E l'alterazione di queste sostanze nel nostro cervello determinano poi un abuso del cibo e quindi assumere una quantità di cibo superiore a quello che in realtà è necessario al nostro organismo, e anche assumere un cibo che non è corretto perché è molto ricco di sostanze come acidi grassi insaturi, eccetera, che non fanno bene alla nostra salute. E questo è proprio molto legato al fatto che noi dormiamo o non dormiamo bene, quindi al ritmo che noi seguiamo del sonno, ancora di più nei bambini. Quindi molti bimbi che hanno l'obesità, che soffrono di sovrappeso e obesità, sono bimbi che anche dormono male. E quando noi limitiamo una sola settimana di vacanze, è chiaro che questo comporta una situazione meno importante, perché è limitato a una settimana. Certo non facciamo star bene il nostro bimbo perché non sta seguendo i suoi ritmi, lo stiamo forzando a una situazione che non è adeguata alla sua età. Più è piccolo è, più è forte questa cosa. E bisognerebbe proprio rispettarlo un pochino di più, e piuttosto io consiglio ai genitori che mi seguono, se volete fare la serata fuori fatela, ma prendete una babysitter oppure chiedete alla nonna o al nonno di guardarvi il bimbo nelle ore che voi siete fuori. Questo permette a voi di godervi bene una serata e permette al bambino di essere rispettato nei suoi ritmi. Per quello che riguarda invece il non rispetto cronico di questi orari, no? Il fatto che magari un bambino molto piccolo venga messo a dormire tardi perché il papà arriva tardi e quindi lo vuole vedere ancora sveglio, oppure perché abbiamo noi ritmi spostati in avanti, diciamo, per il nostro lavoro, bene, lì il discorso cambia, perché lì diventa una deprivazione cronica e questo sicuramente può non far bene al benessere globale del bambino. Quindi un po' più di attenzione, un po' più di così amore nei confronti dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, deve essere messo anche nel rispetto degli orari che devono essere tenuti nell'arco della giornata, proprio perché noi siamo regolarizzati da questa ritmicità circadiana che un po' deve essere rispettata. Dottoressa, diventare mamma a 40, 45, 50 anni, lei parlava prima dell'importanza dell'allattamento, ecco, come funziona? Ecco, perché è sempre io decido, perché ho deciso che a un certo punto della mia vita ho guadagnato quello che volevo, il lavoro, l'autonomia, tutto quello che la persona che ho deciso di stare assieme, però questo bambino è a 45-50, come vede lei la situazione? Ecco, quando vengono queste mamme, questi genitori, queste coppie, cosa dicono? Ma io credo che se una mamma o un papà se la sentono di avere un bambino un po' più avanti come l'età, può andare bene, l'importante è che sappiano che la loro vita cambia e che cambia in modo importante anche dal punto di vista lavorativo, perché se io ho aspettato così tanto per una carriera, so che in quel momento che decido di avere un bambino, la mia carriera potrebbe avere, come dire, non un'interruzione, ma comunque un rallentamento, perché gli orari e le necessità di un bambino sono importanti e sono, come dicevo prima, molto diverso. Quindi se uno, una mamma, un papà decidono, io direi non spostiamoci troppo in avanti come età, 40-45 anni va ancora bene, poi pensiamo sempre che quando loro avranno 20 anni che hanno ancora bisogno di noi dobbiamo avere le energie per poterli seguire bene. Un cammino di un ragazzo adesso non finisce più a 20 anni come una volta, ma studiando, andando all'università eccetera finisce a 30 anni, quindi è molto posticipato il loro ingresso in società rispetto a quanto non lo è stato ad esempio per noi o per i nostri coetanei, quindi bisogna anche avere coscienza di questa cosa. Detto questo, possono essere ottimi genitori, ma devono avere davvero coscienza che la situazione cambia, un po' come per i genitori giovani, che è faticoso, ed è giusto dirlo, che è un'esperienza magnifica, e io continuerò a dire che la maternità è un'esperienza magnifica che deve essere sempre promossa, come l'allattamento è un'esperienza magnifica che deve essere promosso, ma dobbiamo sempre affrontarla con saggezza e soprattutto sapendo che non avremo un cicciobello che starà lì buono e non farà nulla, è un bambino che richiederà tantissima nostra energia, tantissima nostra fatica e tantissima nostra pazienza. Poi ci ridarà indietro tutto, con l'affetto, con l'amore, con la gioia di vederlo crescere, ma con veramente tanta fatica. Quindi quello che io dico alle mie mamme che hanno più di 40 anni,
metteteci tanta energia e mettetela tanto in questa avventura in cui vi siete lanciate, togliendola ad altri aspetti della vostra vita, perché bisogna dare poi un equilibrio nella forza e nelle energie che si danno nelle varie esperienze che uno decide di affrontare nella vita. Un'altra cosa che noto, l'ho già detto ma mi piace ripeterla, anzi colgo l'occasione per salutare i volontari del Banco Solidale in provincia che sono lì questa mattina, che stanno distribuendo queste derrate alimentari, perciò veramente grazie di cuore ai miei volontari, i volontari dei Veneti Schiacciati. Quello che noto è che a questo banco alimentare arrivano tante persone da paesi diversi, paesi stranieri, e soprattutto queste mamme che hanno questi bambini o davanti o dietro ma attaccati. Questi bambini sono di una serenità unica, non piangono mai, loro fanno qualsiasi cosa, si abbassano, tutto con questo bambino fasciato, perché loro ancora li fasciano, li legano, e la serenità di questi bambini. Nessuno piange, ma niente di niente. Quanto è importante è forse il contatto con questa mamma, con questa persona, il calore che emana questa mamma. Come funziona? Perché sembra perfino impossibile. A volte vado a toccarli e dico ma è vivo sto bambino, cioè una roba proprio di una tranquillità incredibile. I nostri sempre, quasi sempre, non tutti per carità, ma molto alterati, molto iperattivi, molto lagnosi. Come mai, dottoressa? Ma allora, intanto i ritmi di queste famiglie che appartengono a etnie diverse sono ritmi diversi. E questo è un po', ci riagganciamo al discorso di prima, questo dà tranquillità e serenità. Un bambino che va a dormire alle 8 di sera, alle 8 e mezza di sera, dorme bene le sue 10, 11, 12 ore di notte, chiaramente un bimbo che poi di giorno è più tranquillo, è meno capriccioso, è più, appunto è più sereno, no? In quello che vediamo. Dopodiché anche i loro bambini piangono, questo fuori da ogni dubbio, perché il pianto comunque è una modalità di comunicazione del bambino e non vuol dire sempre e solamente malessere o capriccio, è proprio, soprattutto in una prima fascia di età, un modo in cui lui comunica con noi. Poi anche il sorriso, eccetera. Il fatto di avere un contatto con il corpo, e come dicevo anche in quella intervista che avete fatto andare all'inizio, sicuramente importante, però è anche importante lasciare il bambino libero e non averlo sempre attaccato sul nostro corpo, perché se è sempre dentro una fascia, sempre attaccato a noi, lo priviamo di altre esperienze. Quindi deve essere sempre un buon equilibrio. Può essere un buon modo di trasporto, attenzione sempre a non mettere il volto contro il nostro corpo, soprattutto quando fa molto caldo, eccetera, sempre per protezione, ma si può portare tranquillamente, lasciando però molto spazio anche nell'arco della giornata al bimbo libero, che possa muoversi in piena libertà e possa fare esperienza anche di quello che lo circonda, sia un'esperienza visiva ma anche tattile, anche un'esperienza olfattiva, no? Sono tutte esperienze che permettono al piccolo di avere una buona maturazione del neurosviluppo, quindi deve essere tutto in buon equilibrio, non esagerare né nell'assenza del contatto fisico col genitore né nell'eccesso del genitore, e poi un buon rispetto di quelli che sono i ritmi circadiani. Ribadisco, loro proprio non avendo questa modalità di uscite serali eccetera, hanno un equilibrio tutto sommato più corretto nei confronti degli orari dei propri figli. Un'altra cosa che noto, dottoressa, mi fa piacere che ne abbia parlato anche all'inizio, è che loro li coprono molto poco, anche d'inverno sono poco coperti. I nostri, quando sono anche appena nati, quando vai a vederli nella carrozzina non vedi neanche il bambino, perché sono coperti fino alla testa. Cioè spieghiamo anche, come dice lei, l'importanza invece di lasciare un po' libero questo bambino, di non coprirlo in quella maniera. Anche adesso fa caldo, io li vedo, perché non tutti, perché io non voglio, però cerchiamo di andare a far capire a quelli che ancora non hanno capito l'importanza di non coprirli così in eccesso questi bambini con lo lenzuolo, la copertina fino alla testa. Prego, dottoressa.
Allora sì, sicuramente ad esempio nella fascia di età piccola, quindi sotto i 6, 7, 8 mesi, è meglio piuttosto mettere una tutina un pochino più pesante d'inverno, ma mettere una coperta molto leggera. D'estate assolutamente nulla. Loro patiscono più il caldo del freddo, è più pericoloso per loro il caldo del freddo, quindi non abbiamo timore, tanto che la temperatura adeguata per dormire bene in una stanza dove c'è un bambino piccolo è tra i 19 e i 21 gradi. Questo vuol dire che loro hanno una capacità anche di respirazione, ma anche noi, se pensate, quando fa molto caldo, anche noi adulti facciamo più fatica a dormire, no? Mentre quando c'è un'aria più fresca riusciamo a respirare meglio e riusciamo anche a avere un sonno più tranquillo, più riposante. Quindi questo vale anche per i bambini. E poi non coprirli tanto, non fasciarli tanto, gli serve proprio per potersi muovere, per poter muovere gli arti. Se voi li guardate, i vostri bambini, loro quando sono svegli sono sempre molto in movimento perché stanno un po' studiando la gravità, l'ambiente esterno, eccetera, quando sono piccoli. Poi man mano che crescono questa loro possibilità di muoversi è ancora più importante perché incominciano ad afferrare gli oggetti, a toccarli, a portarli anche alla bocca. Fate molta attenzione su questo, di non lasciare mai oggetti piccoli piccoli in modo che non possano inalarli e rischiare poi sulla respirazione, quindi sempre oggetti grandi che possano toccare anche con consistenza e con diciamo sensibilità tattile diversa, perché tutto questo aiuta proprio un buon sviluppo, un buon neurosviluppo da parte del bambino. Quindi concordo con lei, coperti poco, con una temperatura ambientale adeguata, quindi 19, 20, 21 gradi, non di più, e liberi di potersi muovere. Avete preso appunti? Allora adesso apriamo il centralino dove c'è Rinaldo che ci aspetta. Ciao Rinaldo, prego. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Buongiorno Rinaldo. Buongiorno. Per quanto riguarda la nascita di bambini di una certa età, a casa mia siamo in 8, siamo nati tutti a casa. Gli ultimi dopo 5 sono nato ma abbiamo 2 gemelli semisette. Mia madre ne ha tirato su tutti grandi, va bene, non che c'era l'opulenza di adesso, e merendine, o mangiare moriglie e fagioli, e bacca, e sardelli, i saori. Mangiamo tutti mangiare sani, adesso mangiare sani non viene più, e il pane. Quando potevi dargli su un fornello e c'aveva un profumo che veniva fuori dalla bottega, adesso neanche se ti vestusi dopo del profumo, il pane fa schifo, quello che mangiamo fa schifo. Perché la gente si ingrazia? Perché mangia mai, non mangia tanto, mangia roba che non va a mangiare, merendine, chissà come che è fatte, tutta porcaria. E dopo, Mirella, una volta che era l'amore per i fiori, per la carriera, uno che aveva 8-9 fiori che era il minimo, adesso gli dà un fio, gli dà fica lei perché non riesce a tirare tanto un fio. A 24 anni avevo il primo fio, a 28 ne avevo già 3. Ma ho fatto ora andare al giuramento, bisogna soldati, ma ho anche dei gioie dai fiori, sacrifici senz'altro, però anche adesso che ho una certa età sono ricompensato perché basta una telefonata, mi dice subito qua di corsa se non ho bisogno. Voglio dire che ho fatto bene, che l'aveva fatto anche dei più, ma cominciava proprio a scadere i fiori. Adesso si fa i fiori a 40 anni, 50, e dopo mi porta a scuola, ma zia tua mamma, o tua nonna, se l'opulenza, le cambiare il modo di vivere. Non si può più tornare indietro, che era meglio. Adesso si sta più bene, perché mia madre ha fatto la quinta, non so neanche se l'ha fatta, adesso c'è tutti i laureati, c'è qua, c'è là, ma non riesce a capire che fumare di incinta, che fa male al fio, o certi atteggiamenti con i fiori. Mia figlia si riesce tutta la stagione, ma i fiori a mezzanotte non li porta di euro, cosa i 9, 10 l'hai detto, perché magari la sola tutto il giorno una roba altra. Ma bisogna anche insegnare ai ragazzi, bisogna, insomma, è vita, se vera, perché insomma i fiori, che dà gioia, che dà, poi i fiori che hanno quema, impara, gli sviluppa il cervello, perché toccando una roba, non ti vedi che quando criticherà un autin, in cerca di verso, lo fa guardare cosa che dice. Vuol dire che il cervello, il cervello dottoressa,
e voi capire, e impara, è più grande così, e dopo, quelli che si può disparare, ma è un'altra cultura noi altri viviamo su un paese che c'è l'opulenza, che c'è l'abbondanza, adesso incomincia a mancare, ma chi è che... Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché oggi è un libro aperto interessante per Rinaldo, questo, ecco, l'ospite che abbiamo, soprattutto questo discorso di questi piccoli. Allora, dottoressa, il bambino cresce 5-6 anni e dagli il telefonino per giocare, questi giochetti terribili, e questo bambino inizia veramente a muovere le mani, come dice lei, perché è curioso, colori, di tutto. Quanto male fanno queste cose che ancora si continua a non capire? L'importanza invece di lasciarlo creare, di farlo giocare nella maniera giusta, come diceva Rinaldo, perché comincia a chiedere perché, fare le prime parole. Se tu dai questi strumenti, lui si chiude perché guarda, muove le mani, però non parla, non chiede, perché è talmente, ecco, intrigato da quello che vede, quello che ha in mano, che non vede più. Cosa dice, dottoressa? Perché continuiamo a vedere queste cose incredibili, poi chiediamo perché sono fuori di testa a 14 anni, forse c'è anche un motivo. Prego, dottoressa. Allora sì, questo è un argomento molto caldo, devo dire, in questo momento. Io sono presidente della Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche e ci stiamo occupando molto di questo argomento. In realtà lei ha parlato di bambini di 5-6 anni, ma noi vediamo bambini molto molto più piccoli che sono diciamo che sono stati avvicinati ai device, ma bambini addirittura di 7-8 mesi e abbiamo bambini di quell'età che hanno già una sorta di dipendenza nei confronti di questi strumenti, tanto che vengono tranquillizzati con l'utilizzo di questi strumenti, e se lei toglie questo strumento a un bambino di quell'età lo vede piangere disperatamente e ritranquillizzarsi di nuovo nel momento in cui gli viene riofferto. Allora questo problema, come le dicevo, è molto caldo da un po' di anni a questa parte, tanto che la Società Italiana di Pediatria ha dato delle linee guida per cui dice che sotto i 2 anni non si deve dare il cellulare assolutamente a nessun bambino, e anche la società americana di pediatria, l'American Academy of Pediatrics, ha dato stesse indicazioni: niente cellulare addirittura fino ai 5 anni. Come SICUP noi stiamo dando indicazione che non è tanto il togliere il cellulare o vietare il cellulare. Noi abbiamo messo in atto un progetto che si chiama Custodi Digitali, per cui i pediatri di famiglia educano i genitori a partire dal primo bilancio di salute. Il primo bilancio di salute vuol dire la prima visita che facciamo con i genitori e col bimbo, che avviene verso i 15 giorni, e di lì a tutti gli incontri che abbiamo successivi a un utilizzo corretto dei device, che vuol dire non utilizzo nei primi anni di vita, e poi un approccio assolutamente controllato attraverso dei sistemi di controllo e scegliendo in modo particolare quale cose lasciar vedere ai bambini. E dall'altra parte, nel dare il consiglio di quando introdurlo o non introdurlo, diamo anche il consiglio di che cosa fare al posto di dare un cellulare in mano, e quindi l'approccio al gioco, che all'inizio sono giochi manuali molto semplici, la lettura di libri, giochi che diventano sempre più costruttivi, sempre manuali ma sempre più interattivi con i genitori man mano che il bambino cresce. E poi, terza cosa importante, ritornare in mezzo alla natura, quindi tornare a giocare con i bambini ai giardini, ma non mettersi in una panchina e lasciarli giocare solo con lo scivolo, l'altalena, ma proprio andare nei parchi, vedere con loro, fare le costruzioni banali con i legni, prendere in mano le foglie, guardare, cioè riprendere in mano quello che una volta era molto più naturale. E quindi c'è questo progetto che da un lato dice no all'utilizzo di determinati strumenti, ma non si limita a quello, dice anche come poterli utilizzare, perché poi in realtà fanno parte della vita di tutti noi, e quindi i bambini prima o poi approcceranno a questi strumenti, ma devono approcciarli in modo corretto. E dall'altra parte un consiglio molto ampio su come
occupare il tempo di questi bambini non dandogli questi strumenti. Questo perché? Perché purtroppo quello che gli studi hanno messo in evidenza in questi anni è che appunto l'utilizzo dei device, quindi del cellulare, dell'iPad, del computer, eccetera, determina una situazione di dipendenza molto importante e limita molto la capacità interattiva del bambino, oltre a limitare molto le capacità cognitive del bambino. Tanto che molti dei disturbi che stiamo vedendo in questi anni crescere in modo assolutamente esponenziale, sia per quello che riguarda la sfera, diciamo, emotiva, del carattere del bambino, sia per quello che riguarda la sfera cognitiva del bambino, sono molto legate a un utilizzo inappropriato, diciamo così, di questi device. Device e intelligenza artificiale fanno parte della nostra vita, fanno parte della loro vita, loro sono nati, soprattutto gli ultimi nati, diciamo, sono nati con già questo elemento presente nella realtà della società. Dobbiamo però non farci, come dire, sorpassare, ecco, superare da queste possibili strutture che noi possiamo utilizzare, ma dobbiamo governarle e dobbiamo insegnare ai nostri bambini a governarle. Un altro punto molto importante sarà quello proprio dell'intelligenza artificiale, perché non dobbiamo permettere all'intelligenza artificiale di spegnere l'intelligenza dei nostri ragazzi, perché appoggiarsi troppo all'intelligenza artificiale, che farà parte della nostra vita e che sarà utilissima, ma non dovrà spegnere l'intelligenza dei nostri ragazzi, e quindi dovremmo, tra virgolette, mi faccia passare il termine, non è corretto, però costringerli a continuare a utilizzare il loro cervello fino a quando questo non è completamente formato. E utilizzare il cervello vuol dire non permettergli, ad esempio, di fare le ricerche con l'intelligenza artificiale, ma farla attraverso la ricerca delle proprie capacità, non demandare tutto a partire dall'elementare in avanti, perché altrimenti veramente l'intelligenza artificiale continuerà ad avanzare e la nostra intelligenza andrà invece a passi indietro, perché la nostra intelligenza è come un muscolo e deve essere allenata. Se questo non avviene, perché demandiamo tutto, il futuro potrebbe non essere sereno, ma ce ne siamo accorti in tempo e quindi faremo diversi passi anche per quello che riguarda l'istruzione, dovremo farlo perché questa non sia, come dicevo, prevaricata dall'intelligenza artificiale. Allora, dottoressa Malorgio, grazie. Il bambino cresce, diventa ragazzo. Io ieri avevo un urologo, il quale ha detto una cosa importante e ha fatto riflettere anche noi. Voi bambine, voi donne, quando avete le mestruazioni, venite portate subito dal ginecologo, dalla ginecologa. I maschi no. I maschi sono un po' lasciati in seconda o terza classe. Lei concorda su quanto detto, che ci vorrebbe più una prevenzione anche maschile, visto che la figura che fa più fatica a curarsi, fa più fatica a fare prevenzione, è sempre questa donna, questa compagna che deve accompagnarlo, se no da solo non va da nessuna parte. Ecco, quanto è importante invece accompagnare anche la figura maschile in quello che è anche il sesso, quello che è la conoscenza del proprio corpo, capire, ecco, come rispettarlo, cosa fare, stai diventando adulto. Prego, dottoressa, condivide quello che ha detto l'urologo ieri mattina? Sì. Direi proprio di sì, e questo è uno dei problemi per cui stiamo chiedendo come pediatri di famiglia di poter seguire i ragazzini fino ai 16, se non fino addirittura ai 18 anni. Perché? Perché quando noi li lasciamo a 14 anni loro stanno entrando nella pubertà. Quindi noi abbiamo avuto possibilità, e lo facciamo, di parlare con loro e con le famiglie fino a quell'età di quello che è lo sviluppo puberale, di quelli che possono essere i problemi. Abbiamo possibilità di seguirli anche visitandoli proprio e quindi cercando di intercettare quelli che possono essere le problematiche di questi ragazzini e di queste ragazzine. Il problema è che a 14 anni non si ferma la pubertà, a 14 anni esplode la pubertà e quindi i vari problemi che possono subentrare anche di approccio alla sessualità dovrebbero essere gestiti dal medico di medicina generale, che con tutto il massimo rispetto nei confronti del loro lavoro, perché sono bravissimi come colleghi, però hanno veramente molto da fare perché hanno tutta la popolazione, diciamo, più avanti come età da seguire, e quindi questa fascia rimane un po' scoperta.
rimane scoperta ed è invece un'età che avrebbe bisogno di un accompagnamento non soltanto dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo puberale, quindi urologico piuttosto che ginecologico, oppure dal punto di vista dell'approccio alla sessualità, perché è di nuovo un grossissimo argomento importante per i ragazzini, che deve essere, di nuovo anche collegandoci all'utilizzo spropositato, diciamo, dei device, deve essere, diciamo, ci deve essere una controparte a quello che i device offrono, perché i device offrono un approccio alla sessualità veramente drammatico, scorretto da morire. Noi dovremmo poter avvicinarli in modo diverso, però appunto è una fascia di età che è un po' terra di nessuno, e sarebbe importante invece che potessero essere ancora seguiti dai pediatri che li hanno conosciuti sin da piccoli, li hanno accompagnati fino a quell'età, e potrebbero essere di grande aiuto nella fascia di età successiva fino appunto ai 18 anni, proprio perché è un'età molto 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 particolare da questo punto di vista, anche per lo sviluppo mentale e per l'approccio, come dicevo prima, a una corretta modalità di avvicinarsi alla sessualità, soprattutto rispetto a come viene proposta in determinati siti, e noi sappiamo che circa il 70% dei ragazzi approccia la sessualità attraverso la pornografia, e questo è un problema grosso che facciamo fatica ad affrontare, perché, come ribadisco, quella fascia di età è una fascia di età un po' lasciata a sé. Io non lo sapevo che avevate fatto questa richiesta, però sentivo anche, io sono molto in mezzo alle persone, ai ragazzi, alle ragazze, alle famiglie, poi col banco alimentare forse ti aprono delle autostrade che tu neanche immagini cosa vedi, cosa senti e cosa raccontano. Ma soprattutto, dottoressa, è capire dove si vuol parare, perché bisogna anche investire su questo, bisogna investire sulla famiglia, bisogna dare la possibilità, come dice lei, a voi esperti competenti di portare questi ragazzi in un percorso che non conoscono, che è fatto anche di emozioni e di stimoli importanti, che non sanno gestire perché non pensano di sapere tutto, ma alla fine non sanno niente, non sanno cos'è l'emozione, da cosa deriva. E soprattutto ho citato anche il caso delle fragilità di questo ragazzo diversamente agile che ha iniziato a toccarsi, e la mamma disperata ha detto: adesso cosa faccio? Ecco, con espressioni anche molto forti, e invece è un'emozione che lui sente, che lui prova. Ecco, forse accompagnare anche i genitori, i percorsi, come dice lei, assieme. Ecco, questi genitori che devono essere più presenti, devono capire, non devono vergognarsi, eppure nonostante siamo nel 2025 ancora la vergogna regna sovrana nel parlare con i propri figli, con i propri ragazzi del sesso, ad esempio. Ecco, si fa molta fatica perché culturalmente siamo nati così, non c'è niente da fare. Andremo anche a fare i viaggetti nella Luna, ma tu metti due genitori a parlare di sesso con i loro ragazzi e vede la maggioranza, parlo, non tutti, ci sono veramente di bravissimi genitori, e là è una questione culturale, non c'è niente da fare, e là bisogna cambiare le carte che abbiamo in gioco. Perché, dottoressa? Perché vedo non cattiveria, vedo molta rabbia di questi bambini, di questi ragazzi che crescono nella solitudine più totale. Molti hanno tantissime cose, ma non è quello che loro vogliono, magari vorrebbero più ascolto, essere più rispettati, capire che sono delle persone. Ecco, una fase molto delicata questa, dove gli esempi negativi sono terribili, poi abbiamo gli esempi positivi che naturalmente non si vedono, pochissimo. Vedrete il giubileo dei giovani, cosa vedrete? Quanti giovani invece, ecco, questi ragazzi bravi, come li chiamo io, non bravi ragazzi, ragazzi bravi che si avvicinano alla fede, alla Chiesa, alla socializzazione, al mondo del volontariato. Ecco, come fare, dottoressa, anche lei, per far capire anche alla politica l'importanza di investire, perché così non si può andare avanti. Perché pochi stanno tenendo in mano, con la loro rabbia tirata fuori nella maniera più sbagliata, nonostante abbiamo le possibilità di recupero, ma non ci lasciano fare.
decidono, altri per quelli invece che sono competenti e saprebbero come gestire queste situazioni. La rabbia sta montando e sta devastando il nostro territorio. La paura regna sovrana. Cosa vede lei, dottoressa, in questa rabbia che si manifesta proprio in maniera molto cruenta anche a volte? Prego, di ragazzini, di bambini, la droga, poi non ne parliamone invece, che lo spinello fa male, come ha detto il medico ieri mattina, fanno male gli spinelli, fa male tutto quello che non fa bene alla tua salute. Il rispetto del proprio corpo indica anche questo, capire cosa fa bene e cosa fa male. Dottoressa, poi andiamo in pubblicità. Ma diciamo che è un percorso che bisogna fare da quando il bambino è piccolo ed è un percorso di accompagnamento alle famiglie per cercare di dare loro gli strumenti per poter aiutare una crescita adeguata al bambino. Prima dicevo non diamo il cellulare, cerchiamo di giocare col bambino, no? Partire proprio dai 15 giorni, il primo anno di vita i genitori sono molto attenti e poi si perdono un po', però se noi gli stiamo a fianco e spingiamo appunto il fatto di l'idea di vivere con il proprio bambino, no? I tempi che hanno senza lasciarlo da solo davanti a una TV, davanti a un computer, un cellulare, e questo è quello che possiamo fare in questo momento. Cosa possiamo fare nei confronti di chi ci governa per far capire che alcune cose devono cambiare e dovrebbero essere adeguate ai problemi attuali, e probabilmente anche con le famiglie, cioè dovremmo essere uniti, esperti, associazioni di famiglie, associazioni anche di soggetti che hanno problematiche di salute, e chiedere insieme quelle che sono le necessità e di mettere delle risorse per risolvere queste necessità, questi bisogni delle famiglie. La domanda deve essere portata avanti insieme. Sicuramente ormai ci siamo resi conto di quali sono le problematiche e sappiamo perché un ragazzino arriva a un certo punto a comportarsi in un certo modo. Dobbiamo adesso trovare le risorse per bloccare questo percorso e dirigerlo in modo completamente diverso. E come dico, la presa di coscienza da parte dei genitori, le associazioni dei genitori, eccetera, possono essere di grande aiuto per riuscire a ottenere da parte di chi ci governa alcune risorse e alcune modifiche di comportamenti rispetto a quello che è l'attuale realtà. Pubblicità. Cos'è un vampiro maranza? No, mi dissocio. Il vamping è una cosa seria. Ma che vuol dire? Il termine appare per la prima volta in un articolo del New York Times nel 2014, in cui si parlava dei vampiri dei social media. Si indicavano cioè quegli utenti che rimanevano collegati sui social media, in generale online, fino a quasi l'alba, arrivando così a invertire il loro ritmo circadiano, cioè invertendo il giorno con la notte. Anche se il problema è diffuso soprattutto negli Stati Uniti, sembra comune anche agli adolescenti italiani. Dati, prego. Secondo una ricerca condotta dall'Osservatorio Nazionale Adolescenza, su oltre 8.000 ragazzi di circa 18 regioni italiane, 6 adolescenti su 10 dichiarano di rimanere spesso svegli fino all'alba a parlare o a giocare con gli amici in rete. Sono 4 su 10 se parliamo di preadolescenti. Quindi se faccio after online sono un vampiro dei social? Nì, è un po' come nelle dipendenze, cioè se un adulto beve un bicchiere di vino una volta a settimana è un conto. Un altro caso invece è se beve diverse bottiglie o bicchieri di un determinato alcolico ogni giorno, che può rischiare di far male alla salute. Insomma, non basta giocare alla play o stare con il cellulare fino a tardi per definirsi vampiri dei social. Possiamo utilizzare dei criteri per capire se esiste un problema. Se fate tardi da una settimana probabilmente sarete stanchi, ma potrebbe essere un'eccezione. Se invece fate vamping da un mese, io mi farei qualche domanda. Quindi se per un periodo fate vamping, poi smettete, poi ricominciate, evidentemente c'è un problema.
Se vivete di notte, indovinate, dormirete di giorno. E se smetteste di andare a scuola, se smetteste di fare sport o di fare i vostri hobby? In questo caso possiamo parlare di ritiro sociale, ovvero quando una persona non riesce più a relazionarsi normalmente e si crea quindi un mondo virtuale. Le limitazioni possono essere anche meno drastiche, meno evidenti, ma non per questo meno importanti. Se fate una ricerca online, scoprirete che sono numerosi gli articoli che parlano dell'alterazione dell'umore e della sfera emotiva. La mancanza di sonno e l'esposizione prolungata agli schermi può farci diventare più nervosi e più irritabili, e tutto ciò potrebbe portarci anche a soffrire di depressione. Ma perché? Questa è una domanda importantissima, anzi è la domanda da farsi quando si è davanti a un problema. I motivi sono diversi, sentiamo qualche testimonianza diretta. Mi ricordo che i miei amici giocavano a giochi online tipo GTA fino a tardi. Io non potevo, quindi ho cominciato a farlo in insaputa di mia madre. Vabbè, da lì ci ho preso l'abitudine e non potevo più smettere perché avevo paura che mi prendessero in giro e facevo la figura del babbo. A scuola non riuscivo a fare amici, mi piaceva giocare a Fortnite, su Fortnite sono riuscito a fare dei amici, chattavo molto con loro, facevo tardi a dormire, durante le lezioni non riuscivo a seguirle e quindi ho deciso di lasciare la scuola. Sia chiaro, si possono avere sia relazioni che amicizie online, ma poi si passa allo step successivo, come chiamate o appuntamenti. Allora, dottoressa Malorgio, un commento veloce, i saluti, prego. Il commento veloce è che purtroppo questa situazione è discretamente diffusa nei nostri adolescenti e preadolescenti. Un commento veloce: fate sempre molta attenzione, genitori, non abbiate paura a entrare nella camera dei vostri ragazzi la sera tardi e magari una scappatella anche di notte. Non lasciate il cellulare o comunque device in stanza con i vostri ragazzi, ma insegnatelo piano piano, togliendo i device e i cellulari dalle vostre camere. Fate vedere che voi non li tenete in camera. Se loro non hanno cellulare e device, il vamping non può essere attuato. Ultima cosa, un adolescente non deve essere mandato in camera sua alle 9 di sera, alle 21, perché non riuscirà mai ad addormentarsi in quella fascia oraria. Un adolescente può andare a dormire verso le 22, 22:30, anche se ha compito in classe il giorno dopo, perché lui ha un sistema circadiano che è leggermente spostato in avanti. Tenetelo con voi in sala, guardatevi un bel film insieme, leggete un libro, fate un gioco di società insieme e poi tutti insieme a dormire alle 21, alle 23, con tutti i cellulari in cucina. Così questo problema del vamping evitate di doverlo affrontare, perché è un problema che quando poi subentra all'interno di una famiglia è un problema grave, un problema importante che può portare davvero all'isolamento sociale, e togliersi dall'isolamento sociale per un preadolescente o un adolescente è un cammino faticoso, doloroso, ed è doloroso anche per la famiglia. Quindi la prevenzione è la prima cosa, e la prevenzione è quello che abbiamo detto: state con i vostri ragazzi, state fino alle 23 a dormire tutti, e tutti i cellulari, tutti i device, computer fuori dalla camera dove si dorme. E come ci saluta, dottoressa? Quale messaggio ci lascia? Allora, come messaggio mi sento di dire: abbiamo fiducia nelle nostre famiglie, abbiamo fiducia nei nostri genitori, abbiamo fiducia nel fatto che piano piano cresceranno anche i nostri genitori e impareranno a gestire bene i loro figli. E per i genitori invece un messaggio: sappiate che è faticoso essere genitore, sappiate che è molto molto impegnativo, che lo si è fino a quando i ragazzi diventano veramente degli adulti, ma che sarete ricompensati man mano che fate il cammino in 1000 modi dai vostri figli, soprattutto se avrete figli sereni e felici, e questa serenità e felicità sarà data dal vostro impegno nei loro confronti. Io ringrazio veramente la dottoressa Emanuela Malorgio, pediatra, che si è collegata con noi da Torino. Grazie veramente, dottoressa, anche perché delle linee guida molto importanti che lei ha dato questa mattina, molte si conoscevano, altre no, perciò se avete preso appunti, nonni, ditelo ai vostri figli, e genitori, capite l'importanza delle parole della dottoressa Malorgio. Se volete imparare questa mattina avete potuto farlo. Grazie, grazie, buon lavoro, dottoressa. Vi saluto tutti e grazie a tutti voi. Buongiorno, pubblicità.
La questione del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico all'interno del parco rurale di Travettore di Rosà approda in Consiglio Comunale con un'interrogazione a firma dei consiglieri di opposizione Riparte Rosà. La Regione infatti nei giorni scorsi aveva avanzato al Comune precise richieste dopo che il privato, la ditta Tonello Energie SRL, ha presentato il progetto per l'installazione di quasi 80.000 pannelli fotovoltaici su un'area di 73 ettari. Richieste cui deve e può dare risposta solo l'ente comunale, a cominciare da quello che in gergo si chiama CDU, Certificato di Destinazione Urbanistica, un documento che indica le prescrizioni urbanistiche relative a un'area fondamentale per le operazioni immobiliari, specialmente quelle che riguardano i terreni. In tutto questo ci sono da considerare anche i precisi vincoli ambientali cui è sottoposto l'intero sito di 230 ettari denominato Civiltà delle Rogge, a confine con i vicini Bassano, Cartigliano e Tezze. Noi comunque andremo a dichiarare espressamente che quest'area ha dei vincoli precisi, quindi poi sarà la Regione che dovrà chiarire se risulterà idonea per un impianto di questo tipo. Certo è che il Comune può dire no, quell'impianto non deve sorgere qua. Allora, noi abbiamo in passato, quindi parliamo di oltre 20 anni fa, quando l'area è stata acquisita da dei cavatori, la politica dell'amministrazione è sempre stata chiara, ha fatto delle scelte precise, delle scelte che dovrebbero anche essere fatte dai comuni contermini per appunto rafforzare la realizzazione di questo parco rurale. Però l'amministrazione di Rosà lo ha fatto ancora a suo tempo e sta portando avanti questa politica. Il Comune dovrà far valere agli atti quello che c'è. Lei diceva, parlava anche dei comuni contermini. Come si stanno muovendo i comuni di Bassano, Cartigliano e Tezze al proposito? Allora, io parlo per quello che è stato negli anni passati, ossia gli altri comuni non hanno fatto la stessa cosa che ha fatto Rosà. Quindi noi auspichiamo che anche gli altri comuni prendano una posizione chiara con riferimento a quest'area e che si adoperino per riconoscere la presenza del parco rurale e della civiltà delle Rogge. Sapete quanti sono 73 ettari? Sono 730.000 metri quadrati, ovvero 100 campi di calcio belli grandi. Oppure, per fare un paragone con qualcosa che tutti i giorni abbiamo sotto mano, 2 volte il centro storico di Bassano, compreso tra il Ponte Vecchio, il Caffè Italia, i Giardini Parolini e il Ponte Nuovo. Anzi, qualcosa di più del doppio. Ecco, questa è la dimensione dell'impianto fotovoltaico che potrebbe sorgere in tempi piuttosto rapidi nelle campagne di Rosà. Il progetto, che va sotto il nome di Rosa AVF, è già partito in regione e la documentazione è tutta caricata nel sito dell'amministrazione veneta. Così chiunque può andare a dare un'occhiata per farsi un'idea di quello che il privato proponente vorrebbe posizionare nel bel mezzo del parco rurale sovracomunale Civiltà delle Rogge. Il progetto prevede la posa di poco meno di 80.000 pannelli fotovoltaici in un'area compresa fra via Capitello a sud di Travettore, la provinciale 58, via del Rosario e le campagne di San Michele, in un piano che riguarda Rosà ma che interessa anche i comuni di Tezze sul Brenta e Cartigliano. Oltre a Bassano, non tanto per la documentazione protocollata in regione quanto per la faccenda del parco rurale. L'impianto, una volta completato e messo a regime, avrà una potenza complessiva di oltre 50 megawatt di picco e sarà collegato alla cabina di Cartigliano con un cavidotto di circa 3 km. Insomma, il progetto è importante e si allinea a quelli di grandi dimensioni già attivati in altre zone del Veneto. La notizia si è diffusa rapidamente, sono in tanti in questi giorni fra associazioni, privati cittadini e categorie produttive che stanno studiando il faldone per capire esattamente la portata di quello che appare come un progetto davvero gigantesco. L'iter, dicevamo, è avviato, ma pare che i comuni non si siano ancora espressi e che la partita sia appena iniziata con il fischio d'avvio. E il campo, in questo caso, è molto grande. E da Torino adesso vi porto a Genova, dove è collegato con noi il dottor Pier Enrico Zanni, fisico. Buongiorno dottor Zanni, grazie di essere qui. Ecco, sentiremo cosa ci dice il dottor Zanni. Molto attivo in questo settore, però vi porterò anche a Roma dove c'è il dottor Andrea Toma, responsabile economia Censis. Grazie veramente dottor Toma anche a lei, ecco, perché sono settimane molto calde, dobbiamo parlare di tutto, siamo nel 2025, chissà cosa succederà, staremo a vedere, ma intanto ne parliamo. Allora dottor Zanni, cosa dice di questi 2 servizi che abbiamo visto, ecco, come li commenta? Prego dottor Zanni.
Prima di tutto la mia curiosità è questo impianto come è costruito, se è un impianto a terra come quelli soliti con i tracker che si muovono a est a ovest, o seppure è un sistema, diciamo, con grandi pergole dove i pannelli sono molto alti, lasciano passare l'energia solare, sotto ci si può coltivare. Indubbiamente è impattante in ogni caso, sia nell'uno che nell'altro caso. Il problema dell'energia è un problema molto grosso, che però in gran parte si può prima di tutto risolvere a livello di singola casa, singolo edificio. Oramai con i costi degli impianti e con l'uso di pergole uno può gestire, se ha una casa singola, può gestire tutta la casa e pure l'auto elettrica e il motorino elettrico, quindi può fare veramente tanto. La necessità di mettere 50 megawatt di fianco a un paese come quello in una zona verde, insomma, devo dire che è un po' impattante. Ecco. Non so, devono decidere i locali, perché dal punto di vista energetico in Italia dovremo installare molti gigawatt se vogliamo evitare di essere strozzati dai costi del gas, che se l'avessimo preso dai russi costerebbe molto meno, prendendolo dagli americani costa 3-4 volte di più, e quindi da buon genovese la cosa mi fa un po' rotolare le budella, quindi insomma sono abbastanza preoccupato. Meglio comunque il fotovoltaico che il nucleare, chiaramente. Ecco, appunto, adesso per fortuna dico, e per sfortuna abbiamo tutte queste votazioni in atto, perciò di nucleare se ne parla poco in Italia, però prima era veramente un dibattito anche che teneva banco, una parte della politica molto favorevole al nucleare. Lei ha spiegato molto bene nelle recenti ospitate che ha fatto a Sveglia Veneti invece l'importanza di capire cos'è il nucleare e quando si arriverà al nucleare. Ma c'è una politica che non ascolta, che non sa, hanno tutti gli assi in tasca, sanno tutto, decidono tutto, ma decidono anche sulla pelle di tutti noi italiani. Cosa ne pensa, dottor Zanni? Ma penso che ogni tanto, grazie alla democrazia, dobbiamo fare qualche ribaltone elettorale. Io vivo a Genova e qui abbiamo per fortuna avuto un bel ribaltone, perché il sindaco è stato sostituito da Silvia Salis, una giovane signora di meno di 40 anni, tra parentesi una bella signora, che ha già cominciato a scoperchiare qualche pentola un po' storta che si stava cercando di fare, perché molte volte i politici per far bella figura lanciano idee balorde, gigantesche, dove ci sono tante centinaia di milioni che possono attirare tante situazioni, non mi faccia parlare. La nuova sindaca ha già bloccato 2 di queste attività che stavano premendo in maniera piuttosto netta. Ha detto quella cosa non si fa, quindi adesso discutono, naturalmente ci sono le levate di scudi di quelli favorevoli, ma mediamente i favorevoli sono gli impresari edili e i contrari sono i cittadini che devono subire queste irruenze industriali. Il caso, come nel caso di un grande impianto vicino ai paesi, in quel bel territorio dove si parla del territorio delle rose, in effetti non so se è necessario un 50 megawatt lì, mi sembra veramente, io che sono un solarista convinto, direi che prima di farlo così grande, prima ci penserei. Secondo, vediamo un po' come è fatto, perché se è fatto con strutture a terra che impegnano il territorio per 40-50 anni mi lascia parecchio perplesso. E quindi bisogna un po' ogni cosa, devono essere i cittadini locali che decidono, non c'è verso. Allora, andiamo a sentire cosa è successo proprio con la sindaca di Rosarvia e vediamo il terzo servizio per capire meglio. Andiamo a sentire.
No, questo. La questione del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico all'interno del parco rurale di Travettore di Rosà approda in Consiglio Comunale. Con un'interrogazione a firma dei consiglieri di opposizione riparte Rosà. La Regione infatti nei giorni scorsi aveva avanzato al Comune precise richieste dopo che il privato, la ditta Tonello Energie SRL, ha presentato il progetto per l'installazione di quasi 80.000 pannelli fotovoltaici su un'area di 73 ettari. Richieste cui deve e può dare risposta solo l'ente comunale, a cominciare da quello che in gergo si chiama CDU, certificato di destinazione urbanistica, un documento che indica le prescrizioni urbanistiche relative a un'area fondamentale per le operazioni immobiliari, specialmente quelle che riguardano i terreni. In tutto questo ci sono da considerare anche i precisi vincoli ambientali cui è sottoposto l'intero sito di 230 ettari denominato Civiltà delle Rogge, a confine con i vicini Bassano, Cartigliano e Tezze. Noi comunque andremo a dichiarare espressamente che quest'area ha dei vincoli precisi, quindi poi sarà la Regione che dovrà chiarire se risulterà idonea per un impianto di questo tipo. Certo è che il Comune può dire no, quell'impianto non deve sorgere qua. Allora, noi abbiamo in passato, quindi parliamo di oltre 20 anni fa, quando l'area è stata acquisita da dei cavatori, la politica dell'amministrazione è sempre stata chiara, ha fatto delle scelte precise, delle scelte che dovrebbero anche essere fatte dai comuni con termini per appunto rafforzare la realizzazione di questo parco rurale. Però l'amministrazione di Rosà lo ha fatto ancora a suo tempo e sta portando avanti questa politica. Il comune dovrà far valere agli atti quello che c'è. Lei diceva, parlava anche dei comuni contermini. Come si stanno muovendo i comuni di Bassano, Cartigliano e Tezze al proposito? Allora, io parlo per quello che è stato negli anni passati, ossia gli altri comuni non hanno fatto la stessa cosa che ha fatto Rosà. Quindi noi auspichiamo che anche gli altri comuni prendano una posizione chiara con riferimento a quest'area e che si adoperino per riconoscere la presenza del parco rurale e della civiltà delle Rogge. Allora, dottor Zanni, ecco, qui è un problema veramente, lei dice anche i cittadini devono fare la propria parte. Io lo dico tutte le mattine, perché non si può sempre girare dall'altra parte, ognuno deve ragionare con la propria testa, fare le proprie riflessioni e poi decidere anche il proprio futuro, perché funziona così. Prego, dottor Zanni. Potrei solo aggiungere questo, la signora precedente, la sindaca mi pare, sì, aveva parlato di agrivoltaico, però non comprendo, perché l'agrivoltaico è un sistema dove si mettono i pannelli ad altezza di 10 metri circa da terra e che non sono molto spessi, perché sotto poi deve passare l'energia del sole e coltivare, quindi oppure piantare alberi, si possono fare delle cose bellissime. Però francamente vorrei capirlo, perché se invece sono dei sistemi a terra dove si dice agrivoltaico perché ci mettiamo delle caprette che mangiano l'erba, insomma, hanno presa per i fondelli. Poi ripeto sempre, bisogna fare un conto così: i vari comuni circostanti devono fare il loro conto energetico. E spiego a tutti che è abbastanza banale. Indipendentemente la media italiana, per ogni cittadino italiano si può fare il conto che un cittadino italiano, bambino, vecchio, quello che volete, consuma circa 1 kilowattora ogni ora, 1 kilowatt ogni ora. Quindi uno prende il numero degli abitanti e vede quanti kilowatt ci vogliono per solarizzare il paese, il comune. Poi bisogna vedere quante case si possono attrezzare con i pannelli solari, quante pergole singole si possono mettere, dove si possono mettere che non danno fastidio a nessuno e così via. Dopo si decide per quel grande terreno e dice: guarda, se vogliamo solarizzare tutti i 3 paesi bisogna che installiamo 50 megawatt. Secondo me non è così. Se fate il conto, probabilmente l'impianto che si può mettere lì, che si dovrebbe mettere lì per solarizzare i 3 paesi vicino, non è così grande, perché poi ciascuno avrà le sue energie. Quindi alla fine potrebbe essere molto più piccolo e veramente agri, nel senso che i pannelli sono alti, non sono piantati a terra, dove praticamente non si coltiva e ci si mettono solo le caprette. È così che andrebbe fatto. Quindi direi
cari sindaci, mettetevi insieme a un tavolo, fate il conto del numero degli abitanti per il kilowattora e definite quanto è il consumo di ogni paese. Dopodiché vedete quanto è grande l'impianto fotovoltaico, quanto fotovoltaico ci vuole ed è fatto. E quindi si fa presto, è un conto matematico. Io sono un fisico e quindi vi spiego come si può facilmente decidere e convincere i cittadini se quanto ne serve, se ne serve e se non ne serve. Basta che ciascuno faccia poi la sua parte, cioè che metta i pannelli sui tetti, sulle pergole, sui piccoli parcheggi cittadini, quello che volete. Il solare è bello perché è distribuito, quindi il conto si può fare facilmente. 1 kilowatt ora per ogni persona per ogni ora. Da questo punto, se qualcuno mi chiama, gli faccio il conto e ve lo dico. Io non so che paesi sono, mi mandate i paesi e vi dico quanti kilowattora, quanti megawatt ci vogliono per ogni paese. Vede, dottor Zanni, il problema è che in Italia le cose semplici e spiegate non si fanno e non si dicono. Bisogna fare sempre le cose complicate, ecco, e incomprensibili a molti. Ecco, funziona così in Italia. Noi non sappiamo mai niente, sappiamo all'ultimo momento da persone che non sanno neppure spiegare a volte quello che decideranno, perché non lo sanno neanche loro, perché appunto non sono competenti, perciò la confusione regna sovrana. Regna sovrana anche per quanto riguarda i dazi, e saluto veramente e ringrazio il dottor Andrea Toma, responsabile economia Censis. Allora, dottor Toma, ci mancavano i dazi, una grande confusione, c'è chi dice vanno bene, chi dice mamma mia cosa succederà. Ecco, le piccole e medie industrie sono molto preoccupate, i grossi, quelli strutturati molto bene, dicono ma si potrà fare. Lei cosa ci dice, come vede la situazione, dottor Toma? Allora, grazie anche per questo invito e allora provo a rispondere a questa domanda che non è proprio semplicissima. Noi come Censis qualche mese fa avevamo fatto anche un calcolo ponendo, diciamo, l'asticella dei nuovi dazi al 10%. Abbiamo calcolato che circa avrebbero avuto un impatto, insomma, intorno a 18-20 miliardi di euro per l'intero paese e avrebbe in prospettiva impattato anche per qualche centinaia di migliaia di occupati nel lungo periodo. Quindi diciamo che al 10%, secondo i calcoli che abbiamo fatto, abbiamo stimato, sarebbe stato comunque, diciamo, un impatto rilevante. Siamo arrivati invece a qualcosa di molto più alto per certi aspetti e su alcuni settori anche in maniera maggiore delle previsioni fatte, diciamo, il famoso Liberation Day, no? Quando Trump in qualche modo aveva annunciato questa politica di dazi, questa politica, chiamiamola per quello che è, una sorta di guerra commerciale con altri mezzi. Diciamo che anche gli accordi che sono stati presi nelle ultime ore danno conto anche di una simmetria fra le due controparti, l'Unione Europea da una parte e appunto gli Stati Uniti dall'altra. Quindi comunque l'impatto che avevamo stimato era notevole. In previsione sarà maggiore, anche altre stime che nel frattempo si sono susseguite, come ha detto anche il Presidente della Confindustria Orsini, e prevedono comunque un impatto non irrilevante, soprattutto per quanto riguarda naturalmente quelle imprese che sono rivolte al mercato statunitense. E penso naturalmente a tutti quanti i prodotti che la domanda degli americani è piuttosto elevata, soprattutto per quanto riguarda l'agroalimentare. Ma è naturale che siamo in una situazione comunque, come diceva lei, di incertezza, nel senso che ancora non si capiscono bene i dettagli di questi. Siamo ancora, diciamo, in una situazione ancora, diciamo, di definizione dei dettagli che riguardano aspetti diversi all'interno di settori diversi. Oltretutto c'è, diciamo, una sorta di spada di Damocle su questo accordo, perché l'Unione Europea considera questo accordo non vincolante e dall'altra invece gli Stati Uniti vanno con la classica tracotanza di Trump, ha considerato un accordo fatto, un accordo bellissimo, un accordo di grande valore, ma naturalmente
diciamo sulla carta di grande valore per gli Stati Uniti. Un altro aspetto che bisogna considerare è che comunque l'Unione Europea, forse di fronte a questa piccola ma anzi abbastanza importante resa alle richieste degli americani, ha messo di nuovo in campo la web tax, cioè la tassa che i paesi europei potrebbero mettere in maniera autonoma, indipendente, nei confronti delle grandi piattaforme, delle grandi imprese che controllano grosso modo il settore tecnologico digitale nel mondo e naturalmente anche in Europa. Quindi c'è una grande incertezza sotto al cielo e effettivamente possiamo soltanto pensare che non ci sia molto di positivo da parte nostra, se non quello che è stato dichiarato, ma credo che sia veramente molto, molto ridotto, cioè quello di aver evitato una guerra commerciale vera, dichiarata. Ma questo però è una mia opinione personale, gli americani non sarebbero arrivati a quel punto, quindi diciamo i margini di contrattazione sarebbero stati molto maggiori se non si fosse già arrivati ad Aberdeen con una postura certamente non di grande rilevanza da parte delle istituzioni europee. Dottor Toma, è anche vero che prima il dottor Zani diceva se avessimo preso il gas dalla Russia avremmo speso molto molto meno. Dobbiamo prenderlo dall'America e perciò costerà veramente tanto. Ma allora a noi che bollette arriveranno? Come faremo a riuscire a superare questo dramma? Perché non è solo il dramma delle imprese, diventa un dramma anche delle famiglie. Già erano care le bollette prima, cosa succederà adesso? Nessuno dice niente, tutto va bene, il paese in crescita. E poi, come dice lei, invece c'è questa cosa che preoccupa molto. Andiamo a vedere anche queste reazioni ai dazi e poi sentiamo come commenta il dottor Toma e poi andiamo dal dottor Zani. Dopo mesi di discussioni, l'accordo sui dazi USA al 15% mette fine all'incertezza e al rischio di tasse doganali al 30% dal 1 agosto, ma non soppisce i timori per il futuro delle imprese, soprattutto quelle che esportano. Dazi al 15% per le merci esportate negli Stati Uniti dall'Unione Europea sono comunque il triplo rispetto ai dazi medi dell'era pre-Trump, fissati al 4,8%, a maggior ragione per un'area produttiva strategica per l'export italiano come il Veneto, di qui le richieste delle categorie economiche. L'Europa deve continuare a negoziare perché sarà complicato anche comprendere tra soglie minime ed esenzioni quali prodotti potranno essere meno impattati o esentati dalla misura. È chiaro che per tutti i prodotti rimanenti bisognerà pensare a delle misure di bilanciamento rispetto a una penalizzazione del più grande mercato overseas per la nostra regione. Preoccupazione anche da parte delle imprese artigiane su un totale di oltre 64 miliardi di euro di Made in Italy esportati negli Stati Uniti, riporta una nota di Confartigianato regionale, l'11,1% porta al marchio Made in Veneto, cosa che rende ancor più urgente un'azione politica decisa a tutela delle micro e piccole imprese artigiane, anche perché si rischia l'effetto domino su tutta una serie di aziende che non esportano direttamente negli USA, ma ad esempio realizzano componenti per filiere più complesse, come ad esempio l'automotive, che successivamente finiscono nel mercato americano, e cercare altri sbocchi non è cosa che si realizza dalla mattina alla sera. Le imprese, non tutte, anzi probabilmente molto poche, sono organizzate finanziariamente ed economicamente per sopportare eventuali cali di richiesta dovuta ai dazi. È chiaro che gli interventi che deve fare l'Unione Europea e lo Stato italiano è quello di cercare di sopperire in questo momento con azioni di, mi viene in mente la defiscalizzazione, l'accesso al credito, insomma misure che possano far sì che l'azienda superi questo momento fin tanto che le cose cambiano, ad esempio negli USA, oppure si riaprono nuovi mercati. Emblematico l'esempio della provincia di Treviso, seconda in Veneto per l'export verso gli Stati Uniti.
Il mercato USA pesa per 1/10 del totale, quindi è un mercato importante. Tanto per dare un'idea, fatti 15 miliardi in marca trevigiana dell'export, l'export USA pesa 1,3 miliardi, 1,4 miliardi. Allora, prima di sentire il dottor Toma abbiamo Livio da Padova in linea. Vai Livio. Ciao, un saluto a tutti. Ciao. Volevo chiedere ai vostri esperti, si potrebbero installare i pannelli solari sui tetti dei condomini? Ecco, volevo solo sapere questo, grazie. Grazie a te Livio. Allora, prima di rispondere a Livio sentiamo come commenta il dottor Toma questo servizio che abbiamo visto. Abbiamo sentito i rappresentanti degli industriali veneti, degli artigiani. Prego dottor Toma. Diciamo che la posizione delle imprese è anche molto realistica e molto pragmatica, no? Hanno comunque dato, come dire, conto di una certa forza, di una certa capacità anche di reazione, ma è naturale che questo forse potrà non bastare nel lungo periodo. Riprendo un attimo il tema che aveva sollevato prima, cioè il tema dell'energia. Questo accordo, se vogliamo chiamarlo accordo, ma si potrebbe chiamare in un altro modo, è un po' quasi un capestro, quasi a mio avviso, obbligherebbe, diciamo, gli stati dell'Unione Europea ad acquistare gas dagli Stati Uniti, che sappiamo ha un prezzo molto maggiore di quello a livello di mercato, in sostanza, e che in questo momento rappresenta una delle maggiori entrate degli Stati Uniti, in grado di ristabilire in qualche modo la bilancia commerciale che è totalmente negativa, soprattutto per la parte di beni e prodotti, molto meno da quella parte sicuramente non quello che succede a livello dei servizi. Ripeto, il digitale, le tecnologie, tutto quello collegato a quel settore, gli Stati Uniti hanno un avanzo commerciale nei confronti dell'Unione Europea molto alto, anzi. Quindi per quanto riguarda l'energia, ripeto, siamo costretti a acquistare gas e a in qualche modo ridurre anche in qualche modo quello che era un obbligo anche per l'Unione Europea di investire in energia alternativa e sull'indipendenza strategica energetica, che era quello che era successo all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, fra Russia e Ucraina, e che naturalmente aveva sconvolto il mercato energetico mondiale. Quindi l'indipendenza strategica nell'energia da parte dell'Unione Europea è messa in forza naturalmente da questo accordo. Stessa cosa per quanto riguarda l'acquisto di prodotti americani. Noi come paesi europei dell'Unione Europea saremo obbligati ad acquistare per centinaia di miliardi di euro prodotti strettamente americani. Questi prodotti sono generalmente nell'ambito della difesa, e questo è un altro aspetto che mette in forza anche la politica di indipendenza strategica della difesa comune europea, e questo naturalmente, come dire, chiude il cerchio su uno degli assunti fondamentali della politica americana portata avanti da Trump nel primo mandato, ma anche soprattutto all'alba di questo secondo mandato, cioè quello di indebolire fondamentalmente l'Unione Europea per tutta una serie di aspetti, perché naturalmente diciamo che il grande gioco che si sta appunto sviluppando in questi anni è quello del predominio a livello globale dell'economia. C'è la Cina che si contrappone agli Stati Uniti per tutta una serie di aspetti, e non a caso la Cina ha contrattato in maniera molto più dura nei confronti con Trump, e c'è quello secondo la strategia di Trump, di eliminare o indebolire tutti gli altri potenziali competitor che ci sono a livello globale. Ecco, questo è un po' il disegno della politica commerciale portata avanti da Trump in questi giorni, e naturalmente se poi dal macro scendiamo nel micro, gli impatti per le popolazioni, per la gente all'interno dei singoli paesi non potrà che essere, dati questi accordi, obbligo di acquisto di gas a un prezzo che è molto più alto di quello di mercato, e come dire,
spostare in qualche modo anche le risorse per acquistare prodotti americani e non europei, se proprio vogliamo. Già lì, insomma, sommato c'era stata anche una grande polemica per quanto riguardava il riarmo dell'Unione Europea, no? Per certi aspetti. Comunque, insomma, abbiamo una grande come dire, distorsione di risorse che si spostano verso gli Stati Uniti, pagate da noi come contribuenti, per ovviare a quelle che è un po' la strategia soltanto degli americani. Quindi pagheremo sicuramente bollette più alte, avremo tutta una serie di aspetti che, è vero, come diceva l'imprenditore trevigiano, cioè non c'è soltanto l'America, anche se pesa notevolmente, ci sono anche altri mercati da sviluppare, ma non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, e naturalmente questo del tempo, se più tempo passa, naturalmente più i costi si concentreranno all'interno del sistema produttivo italiano e anche naturalmente della popolazione italiana. Però, dottor Toma, io avevo un'imprenditrice proprio l'altro giorno, una piccola media imprenditrice, la quale vede molto lungo a mio avviso. Dice: altri mercati, il Made in Italy, e a chi lo vendiamo? Perché il Made in Italy costa. Non è come i prodotti che arrivano da noi a basso prezzo. Il nostro Made in Italy, quello veramente fatto da noi artigiani, a un prezzo elevato. A chi lo vendiamo? Quali altri mercati? Dove dobbiamo andare a parare? È facile dire bisogna trovare altri mercati, però bisogna capire quali mercati e come arrivarci. Cioè, mi sembra che semplificano molto, dottor Toma, quello che invece è un problema enorme, perché l'Italia è fatta di piccole e medie industrie, non abbiamo solo multinazionali, però queste piccole e medie industrie, soprattutto nell'artigianato, sono quelle che hanno fatto diventare in tempi non sospetti la quarta potenza mondiale. Non c'erano le multinazionali. E adesso queste imprese cosa fanno? Dove vanno? Altri mercati e quali? Paesi sottosviluppati che comprano il Made in Italy? Si chiedeva lei. Come risponde? Sorride, ma ha capito che questa imprenditrice è molto preoccupata. È facile a parole, ma il farsi l'agire è un'altra cosa. Esatto, ed è quello che in qualche modo anche il governo ha pensato, cioè diciamo sì, abbiamo altri mercati, ha detto andiamo a cercare altri mercati, ma gli accordi con i paesi non si fanno da un giorno all'altro e soprattutto hanno aspetti di contesto molto, molto importanti. Faccio un esempio. Si è parlato molto in questi mesi degli accordi con il Mercosur, cioè il mercato del Sud America, chiamiamolo così, dei paesi del Sud America. Ma come diceva anche lei, il Made in Italy è un prodotto comunque di livello e di qualità di un certo tipo, che deve essere venduto a un certo prezzo che corrisponde del resto al valore intrinseco presente all'interno del prodotto, cosa che va dalle alimentari al tessile, ai macchinari, cioè quelli che fanno veramente i prodotti che fanno il Made in Italy che viene riconosciuto. Noi oggettivamente in questo momento, se facciamo un po' la fotografia del nostro export, noi grosso modo il grosso del nostro export lo facciamo nei confronti dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea. In subordine ci sono gli Stati Uniti, dopodiché ci sono altre destinazioni. Ma noi per esempio esportiamo in Cina qualche decina di miliardi di euro, né più né meno, cioè un paese enorme con 1.300.000.000 di abitanti. Abbiamo una capacità di esportazione che si ferma a qualche decina di miliardi di euro. Lo stesso con l'India. L'India adesso è il paese più popoloso al mondo, ha 1.400.000.000 di persone, in crescita, con tassi di crescita non come quelli della Cina, ma comunque si stanno avvicinando al grande periodo, diciamo, di crescita della Cina, però noi anche nei confronti dell'India esportiamo qualche decina di miliardi. Quindi se pensiamo che noi oggi no, negli ultimi dati abbiamo un valore delle esportazioni che è pari sfiora i 700 miliardi di euro, cioè un terzo del nostro prodotto interno lordo, e se noi facciamo 15-20 miliardi in Cina, 15-20 miliardi in India, qualche decina di miliardi nel Sud America, è naturale che
l'impressione abbiamo una prateria davanti per fare queste cose. Ecco, fra il dire e il fare però ci sono sia importanti passi in termini di accordi commerciali che il governo dovrà fare e sta cercando di consolidare, che però naturalmente dopo di quello ci deve essere come dire, tutta la fanteria delle imprese che affronta quel mercato e sa vendere poi a chi? A una fascia alta della popolazione, una fascia di reddito medio-alto, che come sappiamo, sì, in termini assoluti sono molto importanti, però diciamo che non è così facile raggiungere da un momento all'altro. Esatto. Il fascino del Made in Italy ha funzionato molto nei confronti di un mercato come quello americano, ha funzionato molto con un mercato come quello europeo e in parte anche nell'est europeo. Ricordiamoci che per esempio la Russia era uno dei grandi destinatari del nostro lusso per certi aspetti, no? Però bisogna capire quali saranno i rapporti con le classi medie agiate di questi paesi, verso il quale naturalmente il nostro Made in Italy, che sappiamo... Infatti il lusso è molto in crisi, dottor Toma, i numeri ce lo dicono chiaro e tondo, non avendo più queste energie che venivano da questi paesi che lei ha citato, il lusso è molto in crisi, non c'è niente da fare, stanno chiudendo negozi non solo in Italia ma in tutta Europa, perché non c'è più l'acquisto da parte soprattutto di questi stati che non arrivano più. Abbiamo Leone da Trebasele, che poi andiamo dal dottor Zani. Vai Leone. Ciao Milena, grazie, saluto tutto io. Allora, mi sembra che la differenza tra Trump e i presidenti che c'erano prima, Trump ci dice le cose in faccia, ci dice cosa vuole, come vuole che sia, ce le dice chiare e tonde. Invece i presidenti di prima facevano le cose sozze e sotto, per apparire belli davanti, perché la guerra in Ucraina è scoppiata perché Biden ha riempito di armi l'Ucraina, ha cercato di entrare con la NATO in Ucraina e così ha incazzato la Russia e la Russia ha cercato, con tutte le conseguenze, con il disastro che non abbiamo più tutta l'energia che avevamo dalla Russia, le fonti energetiche che avevamo dalla Russia, ci ha messo la Russia contro, ha fatto un danno immenso Biden e adesso ci arrabbiamo con Trump. Trump è il risultato della male gestione di Biden prima, che era tanto bravo e tanto buono. Un'altra cosa, il problema dell'Europa è che non siamo capaci di riunirci e la colpa di chi è? La colpa è di un paese che continua a indebitarsi, che ha un debito pubblico immenso e che nessuno ci vuole mettere insieme, e questa è l'Italia. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, abbiamo sentito le riflessioni di Leone, poi i miei ospiti se vorranno commentarli, però vorrei chiedere al dottor Zani, oltre che a rispondere a Livio che chiede se si può mettere il fotovoltaico nei tetti dei condomini, ecco, questo nucleare che spaventa, però tutti lo vogliono, ecco, cercano di averlo. Vorrei ritornare al discorso dei 3 comuni che hanno quel grande terreno intorno. E c'è un privato che vuole fare un impianto lì e cosa fa quell'impianto? Produce energia e il privato si prende l'utile, il risultato, lo vende. Se invece i comuni innanzitutto fanno un'analisi dei loro consumi e di che cosa possono produrre ciascuno sui propri tetti, poi i comuni possono benissimo andare da quel signore e fare un partenariato finanziario e dire: facciamo tante belle comunità energetiche, che c'è l'energia, che c'è la legge già operante per i prossimi 20 anni, ormai 19, e quindi con quelle comunità energetiche possiamo solarizzare i paesi e tutti guadagnare qualcosa, tra cui anche l'imprenditore e tra cui i vari cittadini dei vari comuni o i comuni stessi. Quindi è un discorso che va fatto molto più ampio. Se poi i cittadini non vogliono nessun impianto in quel territorio, quella è la decisione dei cittadini, per carità, ognuno deve decidere. Però è possibile anche ottenere un gran risultato di riduzione del costo delle bollette o magari addirittura annullarle con un grande impianto messo lì, diviso tra i vari 3 paesi, che diventano padroni anche loro dell'impianto insieme a quel signore là.
È così che va fatto, altrimenti si rimane sempre nelle discussioni che non si capisce bene. Invece tutti hanno paura di guadagnare qualcosa. Sarà che io sono genovese, quindi se riesco a convincere tutti a guadagnare qualcosa, tutti un po', perché no? Naturalmente bisogna valutare bene la cosa. Ritornando ai condomini, sì, è fattibile, come no? Si possono mettere sui tetti, c'è la legge ormai che liberalizza completamente la messa dei pannelli sui tetti, se poi sui tetti sono piani ancora meglio, e si possono anche mettere sia sulle facciate, dipende dal decoro cittadino, quindi deve intervenire il comune, oppure c'è anche la legge di mettere sui balconi al posto delle ringhiere. In Germania c'è una legge speciale che permette di mettere i pannelli solari sulle ringhiere a sud e con quello far funzionare la lavatrice durante il giorno, oppure caricarci l'automobile. Quindi si può fare tutto in questo momento, ci sono molti incentivi, gli imprenditori, costruttori di impianti non sanno come fare perché hanno ordini da tutte le parti, quindi è un momento di fare, basta mettersi lì e ragionarci sopra. Ritorno comunque al discorso del grande impianto tra i 3 comuni, fatevi i conti e poi pensando bene di fare un partenariato comune-privato per fare comunità energetiche che pagano bene l'energia e permettono quindi di avere un bel impianto, di avere l'energia gratis per i prossimi 20 anni, avere poi l'impianto che ne dura altri 20. Naturalmente bisogna ricordarsi che un impianto è un po' impattante, quindi è un misto di volontà cittadina di energia a basso prezzo, senza russi, americani e quant'altro, oppure se vogliamo avere solo 2 stoppie e 4 rocce. Per carità, io sono un ambientalista di primo grado, metterei i pannelli dove si possono mettere e dove la gente vuole mettere. Non si può fare, come si dice, l'imposizione, perché altrimenti è brutto, non va bene. Invece dividere gli investimenti insieme ai comuni sarebbe l'ideale. Dottor Zanni, adesso la stuzzico, perché questa parola nucleare, io lo so, la conosco, non è la prima volta che viene, ecco, cerca di evitarla, cerca di smussare l'angolo, ma io ritorno perché lei può spiegare bene perché questa parola, ecco, detta da un fisico fa così fatica ad essere accettata. Ecco, questi politici anche italiani che volevano fare a Marghera questo impianto, ecco, cosa dice dottor Zanni? Dai, dottor Zanni, dai, si spinga, alzi, allora, superi l'asticella, dottor Zanni. Essendo un fisico conosco bene sia la filiera solare sia quella nucleare. Tra parentesi, ho lavorato in Ansaldo, la mia mamma di nascita di lavoro, quindi a Genova c'è l'Ansaldo nucleare, che però lavora all'estero, perché in Italia non si fanno impianti solari, nucleari. Il problema è che si parla tanto di nucleare di 4ª generazione, che non esiste ancora. Quindi bisogna svilupparlo, per carità, uno può decidere. Poi vediamo se i cittadini sono d'accordo. Comunque, supponiamo di svilupparlo. Ci vogliono 8 anni, 10, benissimo. Quando è sviluppato, ne facciamo un bel prototipo, lo installiamo dove nessuno protesta, vediamo come funziona e poi cominciamo a farne degli altri. Risultato, passano 15 anni? Benissimo. Tra 15 anni l'Italietta, sarà così coperta di pannelli solari e di pale eoliche, di risparmio energetico, ci sono un sacco di possibilità, che l'energia costerà, scusi, e in genovese una bellina, niente, non costerà niente, mentre il nucleare costerà caro. Allora noi facciamo delle centrali care che faranno energia cara quando non serve a un tubo. È qui il nucleare. Non ho parlato di pericoli, non mi interessa, tanto so che non si fanno perché è pericoloso. So che ci sono. Da buon genovese ha fatto 1+1, dottor Zanni. Aspetti un attimo che lascio la parola alla nostra Giulia da Venezia, se no mi cade la linea, poi ritorniamo. Vai Giulia. Sì, Mirella, ciao. Buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là. E allora Mirella, io volevo dire che ho sentito il signor Leoni, che saluto,
e ho condiviso tutto quello che ha detto, però sono tutto quello che combinano i grandi che si ritengono grandi, però io, Mirella, non riesco, quello che sta succedendo a Gaza, Mirella, quello è oltre il genocidio, perché guarda cosa sta succedendo, i bambini che vanno a prendersi il mangiare e gli sparano alla testa, e dopo sentiamo la nostra Presidente del Consiglio che dice non è ancora il momento. Ma cosa dobbiamo aspettare? Che sparisca un popolo? Infatti, a Mirella, io adoravo Papa Francesco e ancora adesso, però Papa Leone che le dice, gli dà di quelle botte, perché dice che stanno deportando un popolo, non possono deportare un popolo, gli devono dare la loro patria. Ecco, e che dica che non è ancora il momento, vorrei vedere se ci fosse sua figlia là, se fosse il momento o no. Comunque, Mirella, io ti volevo salutare tanto, ringraziare che oggi hai il tuo banco, e anche qua c'è la disperazione, la desolazione, perché mi rendo conto, Mirella, tutto quello che fai. E volevo, presumo che la prossima settimana non ci sei, vero? Surprise! Fatti una bella vacanza, Mirella, che te lo meriti. Grazie, cara Giulia. Ci sentiremo dopo, quando torni, e ti auguro un mondo di bene, Mirella. Sì. Ciao, ti voglio tanto bene, Mirella. Saluto tutti i tuoi ospiti e vi auguro una buona giornata a tutti. Anche a te, Ciao, cara Mirella. Giulia, anche a te un grande abbraccio, veramente, grazie anche per le parole. Allora, quello che però, dottor Toma, ha detto il dottor Zani, fra 15 anni, 20 anni, cosa ci sarà? Ma arriveremo a 15-20 anni se continueranno a tenere gli stipendi fermi, le pensioni fermi, tutto aumenta, andare dal fruttivendolo è come andare dal gioielliere, cioè si rendono conto che le famiglie italiane non ce la fanno più, la maggioranza di loro, che sono anche la maggioranza che pagano le tasse, che pagano le bollette, che lavorando rimangono poveri, cioè si sono resi conto che stanno aumentando i banchi solidali e vengono le persone che lavorano perché non ce la fanno più a fare la spesa neppure con 2 stipendi, perché hanno affitti, mutui e bollette che non gli permettono di arrivare a fine mese. Prego, dottor Toma. Diciamo che da un lato c'è una certa narrazione che in qualche modo deve far vedere che tutto va bene. Mi ricorda periodi passati, ma comunque insomma in sostanza è naturale che si cerca di fare, uso un termine, propaganda, ma non vedo come sostituirlo questo termine, per cercare appunto di tenere un po' sotto controllo anche la situazione, perché quello che sta succedendo, e sì, infatti è questa un po' la cosa, cioè si stanno distanziando i destini di molte parti della popolazione. Alcuni riescono a farcela e anzi riescono ad arricchirsi anche di più rispetto al passato. Noi abbiamo fatto anche un'analisi sulla distribuzione dei patrimoni, delle ricchezze, dei redditi, e questa forbice si sta allargando e sta coinvolgendo una parte molto importante della popolazione che prima invece, tutto sommato, negli anni 70-80 era in condizioni di agiatezza, di tranquillità da un certo punto di vista. Naturalmente anche lì in quei periodi c'erano, come dire, dei lati oscuri, no? Negli anni 80 sono gli anni in cui è esploso il debito pubblico italiano. Un ascoltatore precedentemente l'ha anche citato, no? Effettivamente noi dobbiamo comunque confrontarci con questo macigno, che è un debito che è superiore al nostro prodotto interno lordo, siamo intorno al 135%, e sono oltre 2.000 miliardi, di 2.300 miliardi di debito che deve essere in qualche modo preso in considerazione quando ci sono anche le finanziarie, ci sono le leggi di bilancio, bisogna destinare le risorse. Però a me sembra che questo velo si stia un po' troppo diffondendo
sopra a questi che sono i problemi della gente che invece non ha risorse, campa con uno stipendio, campa con una pensione, deve affrontare comunque una prospettiva di costi crescenti, perché, ripeto, l'accordo commerciale a cascata, quello con gli Stati Uniti, a cascata avrà degli un effetto domino importante, perché se le imprese non esporteranno più in quella direzione, se non verranno acquistati più prodotti italiani, le difficoltà delle imprese piano piano si diffonderanno all'occupazione e dall'occupazione alle famiglie, quindi è tutto un meccanismo. Quindi anche questa, non so come definirla, questo eccesso di ottimismo nei confronti dei risultati ottenuti nei giorni scorsi con questo accordo mi sembra un po' fuori luogo. E invece bisognerebbe mettere un po' mano a diverse storture che ci sono in Italia. Guardi, dico soltanto una cosa, perché c'è una quota del ceto medio, dei redditi medi, che paga la maggioranza delle entrate fiscali dello Stato. Abbiamo effettivamente un'area da scandagliare, da verificare, da analizzare, che invece non paga assolutamente, fuori dal pagamento delle tasse. Ci sono almeno 90-100 miliardi di euro di evasione che non si riesce più a comprimere per certi aspetti, e abbiamo un'agenzia delle entrate che dichiara di avere, detto dal direttore dell'agenzia delle entrate, qualcosa di come più di 1.000 miliardi di crediti dell'agenzia nei confronti dei contribuenti. Quindi abbiamo tutte queste situazioni che non si riescono a gestire, quindi cercare di dare una parvenza che tutto vada bene senza affrontare questi nodi fondamentali, a mio avviso è un dato che invece dobbiamo in qualche modo muovere. Sono i cittadini che si devono in qualche modo far sentire, sono le imprese che si devono in qualche modo far sentire. Ci sono tutta una serie di cose che devono essere affrontate, perché sennò veramente fra 15 anni, al di là del prezzo dell'energia, degli investimenti sul nucleare, però si esaurisce quella risorsa fondamentale che sono le famiglie italiane e la ricchezza delle famiglie italiane, che noi abbiamo studiato nell'arco degli ultimi 10-15 anni, e hanno perso in potere d'acquisto centinaia di miliardi di euro in capacità di potere d'acquisto. Cioè, avete capito cosa ha detto il dottor Toma questa mattina? Dottore, la fermo un secondo perché abbiamo un'altra telefonata, devo correre purtroppo. Paola da Padova, vai Paola, poi torniamo. Sì, ciao Mirella e tanti auguri, mi sembra che è il tuo onomastico. Ah, non lo so mica io, non so, guarda proprio, è una cosa che non... Grazie comunque, se c'è non lo sapevo. Comunque, grazie. Comunque un augurio non fa mai male. Grazie Paola. E saluti anche i tuoi ospiti. Allora, personalmente avrai stracapito che io sono anche da semplice cittadina che però ha studiato e ha sempre stramato l'ambiente, la natura, gli animali e le persone, sono stracontraria al nucleare, punto. Per quanto riguarda però tutto il resto, il disastro ambientale, non capisco perché grossissime persone come hai stamattina, come sempre, che sei sempre delle persone più che autorevoli e stupende, non gridino anche verso questi sindaci che non è vero che non c'è consumo suolo zero, assolutamente. Il cemento ormai veramente ci sta arrivando in bocca, e la devastazione degli alberi a migliaia vengono tolti, che sono quantomeno la prima risorsa economica e molto importante. C'è Pemo Padova. Qualcuno doveva urlare a questo obbrobrio di questo treno, perché non è vero che è un tram, sono dei treni che stanno attraversando tutta Padova, migliaia di alberi tolti, migliaia non ancora, ma fra un po' di negozi falliti, chiusi, cemento aumentato. Non hanno mai detto che per esempio che sta fatte delle
simil palafitte lungo le strade di puro cemento a 2 piani per ricaricare questi tram. Per che cosa? Per 2-3 minuti in più? Allora, veramente siamo molto delusi, perché noi cittadini abbiamo cercato almeno in parte di fare qualcosa, però persone così autorevoli dovrebbero mettere in conto 2-3 minuti prima, e la devastazione di città in questo senso sul cemento e via gli alberi vengono piantati a 20 km più in là, che cosa? Degli stuzzicadenti, perché sono stati tagliati migliaia di alberi secolari. Ultimissima cosa, bisognerebbe anche ricordare che questo cambiamento climatico, ovviamente, innalzamento temperature dato dall'inquinamento, i famosi allevamenti intensivi che inquinano dal 23 al 27%. Pensa, se non fosse più, non dico di non mangiare carne, io vabbè sono vegana, tu lo sai, no, ma almeno di eliminare gli allevamenti intensivi che sono responsabili. Pensa, eliminare almeno la metà, il 15% dell'inquinamento, eliminando questi maledetti allevamenti intensivi, penso che non sia cosa da poco. Grazie infinite di tutto, un buongiorno ai tuoi ospiti e grazie di tutto Mirella, che un S puntato Mirella non te sa mai, no? Grazie cara Paola, grazie. Io cerco di portare delle persone autorevoli che vi sanno spiegare, che sono molto competenti, perché abbiamo bisogno di questo. Il problema è, dottor Zani, che noi siamo anche bravi, ce la mettiamo tutta, molti di noi, ma qualcuno non ascolta, e se quello che non ascolta è nella stanza dei bottoni, noi facciamo fatica a poi andare avanti, e qua e là è il grande problema, perché ci hanno tolto il coltello dalla parte del manico, non abbiamo neppure più la preferenza, la legge elettorale non si cambia, perciò noi abbiamo poca forza, ma ci siamo. La mia parola è resistere, bisogna resistere, saper resistere, nella maniera anche che grazie alla scienza e alla ricerca veramente e la tecnologia ci dà la possibilità di fare questo, però bisogna vedere perché se gli investimenti come vengono fatti. Prego dottor Zani, e come ci saluta? Beh, vi saluto dicendo che quella signora che ha appena parlato ha 100 volte ragione. Infatti ho specificato, mi pare già 3 volte, che quell'impianto di cui si parla, vorrei sapere come è fatto, se è impianto a terra, come cavolo è, perché è un impianto impattante. Non so se serva a tutto per i 3 paesi e non so nemmeno che, bisogna fare dei conti, bisogna pensarci bene, perché le strutture che si fanno poi rimangono lì per 50 anni e quindi si lasciano in eredità ai nipoti. Bisogna pensarci bene. Infatti ogni impianto bisogna anche chiedere il fine vita. Cosa ne facciamo? C'è di buono che piani fotovoltaici a fine vita possono essere cancellati e riciclati. Non è come il cemento che è duro e ci rimane 100 anni. Quindi l'impianto fotovoltaico lo vedo già un po' meglio. Però comunque, ripeto, devono essere i cittadini che devono dire cosa vogliamo fare di quei terreni e i sindaci devono fare i conti energetici, chiamare gli imprenditori che vogliono investire e fare dei partenariati. Le comunità energetiche di grande livello ci sono, rendono la possibilità di, praticamente non dico di azzerare le bollette, perché bene o male le case vanno collegate, ma comunque di ridurre parecchio, indipendentemente da Putin, da Biden, da Trump e da chi vogliamo, e da nucleare soprattutto. Non serve, finito. La strada è quella lì, è solare, fatevi i conti, ogni cittadino 1 kilowatt. Chiamate più chiaro un di così. tecnico. Abbiamo Paolo da Monselice, grazie dottor Zani. Paolo da Monselice, prego. Buongiorno. 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 Senta, io volevo intervenire sul discorso del signore che ha fatto prima, che la gente non paga le tasse, mi sente? Sì, bene. Ecco, niente, volevo intervenire perché quel signore dice giustamente che la gente non paga le tasse e che il governo deve incassare ancora. Però giriamo un po' la medaglia. Se i nostri governanti si aumentano di continuo lo stipendio, quello che va in pensione è la pensione pagata a lui, ai suoi familiari, cioè non si può andare avanti in questo modo. Io che ho una ditta faccio di tutto per non pagare le tasse, visto che quello che mi dice di pagare le tasse
le evade prima, cioè si aumenta di continuo lo stipendio. Non so se mi sono spiegato. Allora Paolo, adesso spiegherà il dottor Toma, però per verità il dottor Toma ha detto che c'è una parte anche ristretta che non paga le tasse rispetto a quella popolazione invece che le paga normalmente senza neppur fiatare, perché vengono prelevate direttamente dalla busta paga, perciò facilissimo, ecco, anche se si sanno nomi e cognomi di chi potrebbe pagare le tasse, perché le denunce dei redditi sono chiare. È quello che vediamo, però, che qualsiasi dottor Toma parte politica, e la metto dentro tutta, non ha mai voluto toccare questo tasto molto delicato per la politica. Ecco, Pantalone paga sempre, ecco, quello che si arriva prima è quello, l'operaio, è il pensionato, perciò la fatica è minima, però quello che veramente potrebbe pagare di più non si tocca da nessuna parte politica fino adesso. Non so se le cose cambieranno, ma al momento è così e l'ha detto anche lei. Prego, dottor Toma. Allora, mi spiego, non parlavo soltanto di evasione fiscale, no? Dicevo anche una cosa fondamentale che è sancita anche dalle leggi, se non addirittura dalla Costituzione, cioè quello della progressività poi dei versamenti dei prelievi fiscali da parte dello Stato nei confronti dei cittadini. Dicevo che comunque abbiamo un'area della popolazione che proprio per queste leggi non paga le tasse, giustamente perché non ha reddito. Volevo ribaltare un po' il ragionamento, nel senso che comunque quest'area qui, quella che viene chiamata no tax area, proprio perché non hanno capienza per pagare, si sta allargando. Io dicevo di entrare un po', diciamo, non è quindi soltanto una questione di evasione fiscale. Il macigno di oltre 1.000 miliardi di crediti non esigibili da parte dell'Agenzia delle Entrate è anche un aspetto di inefficienza generale del sistema fiscale. Sì, però dottor Toma, mi scusi, facciamo una parentesi, facciamo un passo alla volta, cerchiamo di far pagare intanto quelli che i soldi li hanno, che sappiamo dove prenderli, prima di andare a colpire sempre le fasce deboli. Andiamo a cercare di colpire per una volta quella fascia che ha tanti soldi e non paga, perché questa è la verità. Cioè, poi andiamo a vedere anche gli altri, ma per una volta possiamo andare a vedere chi veramente i soldi li ha in tasca e non li tira fuori per pagare le tasse? Certo, ma anche questi 1.000 miliardi e oltre che non sono stati pagati, su cui ci sono contenziosi che si trascinano per anni e cose del genere, e molto spesso sono fatte da persone che hanno redditi alti, sono fatti da grandi imprese, anche da multinazionali, cioè che hanno sede all'estero e che dovrebbero pagare parte dei soldi in Italia e non lo fanno. Insomma, è un meccanismo, diciamo, di equità da rimettere a posto e che invece si è perso negli ultimi 20-30 anni. Ecco, io quello dell'equità lo considero uno degli aspetti fondamentali da rivalutare, perché in questo momento la situazione della distribuzione del reddito, in funzione anche delle diverse capacità da parte della gente di lavorare e pagare le tasse, non è equa, è iniqua, è completamente iniqua, quindi su quello bisognerebbe mettere le mani. Segnalavo queste cifre proprio perché davo conto del fatto che c'è un sistema da rimettere in funzione in maniera più equa. Un altro aspetto che veniva detto prima, che richiamo e che lei richiamava in maniera adeguatamente giusta e senza, è quello di resistere e comunque di dare voce ai cittadini. Il problema è che si è innescato anche un meccanismo poco virtuoso, tutt'altro che virtuoso, ma anzi vizioso, nel senso che l'insoddisfazione dei cittadini si trasferisce in mancanza di partecipazione alle elezioni e quindi di capacità, di possibilità di esprimere il proprio voto, e questo naturalmente restringe ancora di più la possibilità di avere una voce dell'opinione pubblica, della popolazione che sia autorevole, ma in senso anche, diciamo, di peso, no? Perché se va a votare il 40% degli aventi diritto
E quella è una voce abbastanza flebile rispetto a questi grandi problemi che invece avrebbero bisogno di una voce molto forte. Di partecipazione. Se il 70%, l'80% come si faceva qualche anno fa, qualche decina di anni fa, le cose potrebbero essere un po' diverse a tutti i livelli, a livello centrale ma anche a livello locale, e anche il caso del comune di Rosà poteva essere risolto anche in maniera molto più immediata rispetto a un'impresa che cerca di fare profitto, ed è legittimo che cerchi di fare profitto, rispetto a una situazione dove oggettivamente, lo ha detto perfettamente il dottor Zani, c'è una dimensione di un intervento che forse non ha senso, perché tutti quegli ettari, oltre ad essere coperti da una protezione dal punto di vista ambientale, fanno parte anche del paesaggio, di tutta quella cioè quegli aspetti che i cittadini di quei comuni hanno anche come fattore di identità in cui si riconoscono e in cui hanno intenzione di mantenere e tutelare. Grazie, veramente grazie al dottor Andrea Tomi, collegato con noi da Roma, responsabile economia Censis, perciò ha dato dei numeri molto chiari, veramente grazie dottor Toma, grazie anche al dottor Pier-Enrico Zani, fisico, che vuole capire come funzionerà, cercherò di darle queste notizie, ecco, così faremo 1+1, alla fine vedremo che conti usciranno. Lei da buon genovese ha detto se si risparmia è meglio, qua bisogna capire chi risparmia e chi guadagna, perché ancora non si riesce a capire niente, questa è la realtà. Grazie veramente ai miei ospiti, pubblicità. Un contratto al ribasso che non premia chi solo 5 anni fa era osannato come un eroe. Si sono dati appuntamento davanti alla sede dell'ULSS 6 Euganea i lavoratori della sanità pubblica aderenti alla funzione pubblica CGIL e alla UIL FPL in protesta contro la preintesa del contratto collettivo di lavoro. In questa situazione non si pretendeva di arrivare certo al 16,5, ma sicuramente non rimanere fermi al 5,78 come poi è stato siglato. C'è da dire che questa è stata anche una preintesa che arriva a fronte, come dire, di un fronte che si è rotto, perché avevamo la maggioranza sulla legge della rappresentanza, rappresentavamo più del 50%, in questa posizione di non firmare ci siamo ritrovati invece con lo spostamento di una sigla sindacale che poi ha preferito chiaramente siglare questa preintesa. Un aumento di 40 euro lordi per gli infermieri, di 30 euro lordi per gli operatori sociosanitari, ritenuto poco dignitoso dalle due sigle sindacali che contestano il mancato inserimento di una figura come quella dell'autista soccorritore. Noi avremmo preferito, ed era partita come piattaforma unitaria, la figura e quindi il profilo di autista soccorritore che ci avrebbe permesso di valorizzare la professione con delle indennità specifiche, oltre che è molto contestata anche l'introduzione dell'assistente infermiere, perché non si va a colmare la carenza della professione infermieristica, si va a creare a nostro avviso soltanto confusione e ribasso quindi della qualità dell'assistenza. Una mobilitazione che non si fermerà e riprenderà a settembre. Speriamo, contiamo che a livello nazionale qualcuno ci ripensi e possa revocare la disponibilità alla firma, anche perché dalla base, dagli ospedali il segnale è forte e chiaro: questo contratto non ci piace, non sa da fare. Allora, in attesa che si collegassero i miei due, grazie veramente ai miei due grandi ospiti, ne ho altri due eccellenze, abbiamo il dottor Domenico Marco Bonifatti, direttore neurologia al Canfoncello, grazie dottor Bonifatti di essere qui, veramente grazie, saluto anche il dottor Pier Giorgio Miotello, neuropsichiatra infantile, grazie anche a lei dottor Miotello di essere qui, perché sono temi importanti che stiamo cercando di toccare questa mattina con persone competenti, con persone esperte. Allora, dottor Bonifatti, neurologia al Canfoncello, noi parliamo, abbiamo sentito anche queste persone anche sul fine vita a livello neurologico, quanta sofferenza
lei cosa ne pensa? Come vede lei la situazione? È un tema molto delicato anche questo, ne sappiamo poco, ma chi soffre sa veramente cosa vuol dire, ecco, avere questo male terribile e non riuscire a capire che qualcuno deve ascoltarti perché il dolore è grande. A livello neurologico, cosa dice lei, dottor Bonifatti? Cioè, mi pare che qui il problema, al di là del problema neurologico, è un problema di autodeterminazione, per cui è chiaro che se le sofferenze sono indicibili, non sono in nessun modo alleviabili, cioè, insomma, una legislazione in merito deve esserci e soprattutto deve essere chiara, ecco, perché queste persone, insomma, hanno dei bisogni che dobbiamo ascoltare, assolutamente. Non vedo dubbi su questo, ecco, almeno da parte mia, insomma. Mi fa Però piacere, è una questione dottor personale è una questione molto personale che ovviamente va oltre l'ambito medico. Certo, però siccome lei è anche una persona, un uomo che vive anche la realtà quotidiana, che sa di cosa si parla, perché c'è molta confusione, dove dovrebbero essere chiari, specialmente la politica, prendere delle decisioni e fare chiarezza su questo tema, veramente non ci siamo proprio, è veramente una cosa inaudita. Allora, come va invece a livello proprio di sanità la neurologia? Cos'è la neurologia? Perché noi sentiamo parlare, è un tema molto importante, dobbiamo capire, perché abbiamo diritto di capire di cosa si tratta. Prego, dottor Bonifatti. Ma la neurologia si occupa in realtà di tutte quelle patologie del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso periferico fino al livello del muscolo, e quindi abbiamo tutte le patologie più frequenti di cui ci occupiamo, sono sicuramente, per dire, la cefalea, il mal di testa, l'epilessia, tutte le malattie neurodegenerative, tra cui una delle più frequenti e più importanti sicuramente per esempio il morbo di Parkinson, ma abbiamo tutte le infiammazioni del sistema nervoso centrale, tra tutte vediamo la sclerosi multipla per esempio, e poi le malattie del nervo periferico, quindi tutte le neuropatie o le miopatie e quindi le malattie del muscolo, quindi in realtà la neurologia è estremamente vasta. Poi è chiaro che il sistema nervoso centrale controlla un po' tutto il nostro corpo, per cui qualsiasi disfunzione del sistema nervoso centrale si riverbera in quasi tutti gli organi del nostro corpo, ecco, quindi l'altra patologia sicuramente importantissima è l'ictus, che è una delle più frequenti, ischemico emorragico, e soprattutto per l'ischemico, cioè quando si chiude il vaso. Attualmente negli ultimi 10 anni, insomma, i progressi terapeutici sono stati importantissimi, tanto che attualmente abbiamo la possibilità, non sempre, non in tutti i casi, ma una possibilità concreta di riaprire il vaso se il paziente arriva in tempo, sia attraverso farmaci endovena, sia proprio andando su con dei cateteri, grazie alla collaborazione con la neuroradiologia, per disostruire il vaso che si è chiuso, cose che fino a qualche anno fa erano impensabili, ecco. Vede, dottor Bonifatti, la ringrazio per aver spiegato bene alla mia domanda, alla mia richiesta cos'è la neurologia, perché lei ha toccato tante patologie. Io sono partita dal fine vita perché quella peggiore è quella, la sclerosi multipla. Io ho avuto queste ospiti e devo dire la verità che molte di loro hanno questa speranza. Una, dottor Bonifatti, mi ha detto: guarda Mirella, ho il tacco 12, chi direbbe che io ho questa patologia, però grazie ai farmaci, grazie alla scienza, alla ricerca siamo arrivati a questo. Fino a pochi anni fa era impossibile. Ecco, questa speranza che continua, però c'è un limite, fin là puoi arrivare, perché giustamente, come sta spiegando lei, la ricerca, la scienza e la tecnologia vanno a braccetto, però fino a là. Dopodiché c'è questa etica che dovrebbe tenere in considerazione anche quella che è la persona, il dolore della persona, questo dolore insopportabile. Io li ho avuti questi ospiti, li ho intervistate purtroppo e ho capito che forse bisogna accelerare in qualcosa che in altre parti dell'Europa
c'è già. Però saluto anche il dottor Piergiorgio Miotello, neuropsichiatra infantile. All'inizio avevo la dottoressa Emanuela Malorgio che si occupa di problemi del sonno, anche questo un problema molto importante, se ne discute poco, molta superficialità da parte dei genitori e soprattutto questi sintomi, anche ad esempio l'importanza del benessere intestinale che non si conosce, se ne parla poco. Io vi invito apposta. Prego, dottor Miotello. Allora, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Il tema dell'intestino può sembrare strano o può sembrare fuori posto rispetto al tema della neurologia dell'adulto o dell'età evolutiva. Di fatto ormai sono più di 10 anni che ci sono delle evidenze che avere un intestino in ordine, un intestino che funziona bene, è una condizione privilegiata per far andare meglio il cervello, nel senso che esiste un rapporto molto stretto tra intestino e cervello, sia con una via che porta messaggi dalla periferia al centro, cioè al cervello, e sia anche come seconda via che collega il cervello all'intestino. Questi collegamenti sono collegamenti diretti, essenzialmente tramite un nervo che si chiama vago, che insomma è un nome che forse la maggior parte della gente conosce, ma esistono poi altri modi con cui l'intestino e il cervello dialogano. Di fatto questo dialogo è fatto di sostanze, è fatto di messaggi, è fatto di buone molecole che l'intestino può produrre e che possono entrare attraverso la barriera ematoencefalica a livello cerebrale e migliorare la funzionalità cerebrale. Questa è un'evidenza ormai nota che porta a considerare tutte quelle azioni che possiamo attuare, noi medici che ci interessiamo di organo cerebrale, azioni che possiamo attivare a livello intestinale per migliorare la funzionalità del cervello. Queste azioni sono azioni che passano naturalmente dall'alimentazione, perché il cibo arriva nell'intestino e la qualità del cibo è fondamentale, ma è anche qualcosa che deve fare i conti con la presenza dentro l'intestino del cosiddetto microbiota. Il microbiota è una massa di batteri, di virus, di funghi e di altri esseri viventi del peso di circa 1,5 kg che tutti noi abbiamo e che questa massa abita l'intestino, sia la parte centrale che la parte più distale, e che condiziona il benessere intestinale. Per cui tutto ciò che noi possiamo fare per, tra virgolette, dar da mangiare bene a questi microbi, a questi virus che abbiamo in pancia, e evitare di fare in modo che esistano altri soggetti microbici invece dannosi, bene, tutte queste azioni sono azioni che aiutano a migliorare la risposta di trattamenti terapeutici, neurologici o psichiatrici. Molto chiaro e la ringrazio. Questo collegamento, cosa dice dottor Bonifati? C'è un collegamento tra appunto intestino e cervello, mi fa molto piacere. Anche l'altro giorno ho avuto 2 medici completamente lontani, invece molto vicini, perché ci spiegano come stanno le cose. Prego, dottor Bonifati. Scusate la battuta, no, ci sono sicuramente collegati. Stavo pensando che effettivamente, insomma, visto come vanno le cose, diciamo che le persone ragionino con la pancia è molto frequente, però sì, al di là della battuta, in realtà ci sono sicuramente dei collegati, cioè tutto l'organismo in realtà va considerato un unicum, ecco. Sì. Il cervello in qualche modo, come dicevo prima, attraverso i suoi nervi collega qualsiasi organo del nostro organismo, per cui noi percepiamo sia l'ambiente esterno ma anche l'ambiente interno, e quindi è chiaro che anche l'intestino, che è una funzione fondamentale, influenza il cervello e viceversa. Poi sono interazioni estremamente complesse, ecco. Quindi sicuramente è un campo di studio utile, nuovo anche relativamente, che ha dimostrato alcune cose interessanti, e fa parte un pochino
diciamo, è insito nel cervello quello di controllare il corpo ed essere in qualche modo influenzato da tutto quello che succede sia all'esterno che all'interno del nostro corpo. Assolutamente, quindi anche il microbiota ha un suo ruolo che si sta studiando, le cose ancora non sono chiarissime, però è sicuramente un argomento interessante. Allora, dottor Bonifatti, ecco, questo cervello che si conosce ancora poco ma che noi vogliamo capire, e soprattutto, ecco, l'attività per mantenere in salute questo organo molto importante, ad esempio il mangiare sano, la disciplina sportiva, sono tante cose che fanno bene. Lei cosa vuole dire alle tante persone che in questo momento sono anche molto depresse? Ecco, visto gli esempi che abbiamo portato anche non solo questa mattina ma tutte le mattine, l'importanza di rilassarsi, di non avere, ecco, questa tensione continua. Ormai viviamo con la tensione, siamo sempre tesi, arrabbiati, per nulla scattiamo. Ecco, quanto male fa al nostro organismo vivere in queste situazioni, specialmente non solo i giovani ma anche purtroppo i diversamente giovani. Prego, dottor Bonifatti. Assolutamente, cioè, queste sono cose fondamentali per mantenere in salute il cervello, quindi fare l'attività sportiva, mangiare sano e soprattutto ridurre la quota d'ansia. Le interazioni anche qui sono molteplici, ma basti solo pensare agli sbalzi di pressione che una persona, appunto, che va incontro facilmente ad arrabbiature, che va in ansia per, diciamo, moltissimi problemi della vita di tutti i giorni, può avere. Il cervello di tutto questo ne risente. Il sonno, per esempio, per una persona ansiosa o depressa dorme male e questo non fa bene al cervello, che in realtà ha bisogno di un sonno regolare, un adeguato tempo di sonno, proprio perché durante il sonno, per esempio, avviene una sorta di pulizia di tutte quelle che sono delle sostanze che devono essere eliminate. Quindi ci sono vari aspetti che influenzano il cervello, per cui appunto mangiare sano, avere una regolare attività fisica, fare anche mindfulness, quindi terapie cognitivo-comportamentali, sono tutti strumenti estremamente utili per mantenere sano il nostro cervello. Dottor Bonifatti, questi ragazzi che stanno giocando con la loro vita, molte droghe, molto alcol, vedete tonnellate e fiumi di droga tutti i giorni, la trovano dietro l'angolo a prezzi molto modesti, quanto male si stanno facendo, ecco, senza saperlo, perché loro non si rendono conto di quanto male fanno anche queste sostanze, questo alcol a dismisura. Io vedo ragazzini che iniziano, ho avuto anche gli imminenti ospiti a 10-11 anni, bevono, fanno gli spinelli. Ecco, cosa vuole dire? A questi giovani che da soli però non si possono difendere, e qui iniziamo a fare sport dalla quinta elementare. Se sei fortunato hai una maestra all'asilo che, poveretta, si rimbocca le maniche e cerca di fare un po' di attività motoria. Eppure lo sport è entrato nella Costituzione nel 2024, ma forse non abbiamo ancora capito l'importanza e soprattutto anche la creatività, far lavorare il cervello, creare, e no perché ti do questi nuovi strumenti di ultima generazione così siamo a posto, non c'è più nessun problema, non rompi più le scatole. Cosa vuole dire? Cosa vede dal suo importante osservatorio, dottor Bonifatti? Sono tutte problematiche corrette e vanno affrontate, diciamo, a più livelli, a livello soprattutto sociale o scolastico, però anche probabilmente educazionale anche nei confronti dei genitori. Insomma, credo che introdurre lo sport, far fare sport ai propri figli sia fondamentale. Vedo che molti lo fanno in realtà. Evitare sostanze esogene, tra cui l'alcol per esempio, o le droghe, leggere o pesanti che siano. È chiaro che sono tutti danni che noi in qualche modo facciamo al nostro cervello. L'alcol in particolare sappiamo benissimo che è un neurotossico, insomma, per cui anche in piccole dosi, anche in quantità non eccessive, e quindi chiaramente andrebbe evitato il più possibile. Poi è chiaro che anche le linee guida dell'Ictus ci dicono che mezzo bicchiere a pasto per le donne e un bicchiere a pasto per gli uomini può avere anche un ruolo protettivo, però per esempio è un cancerogeno e questo è un dato di fatto. Quindi diciamo che le sostanze tossiche vanno evitate il più possibile, e soprattutto le droghe, ovviamente anche l'alcol. Per i giovani non c'è che educarli nel modo corretto. Noi abbiamo fatto anche degli incontri nelle scuole
e questo credo sia molto utile, per esempio spiegando proprio come è fatto il cervello, come lavora e quali danni può subire, anche perché sono cellule che tendenzialmente non rigenerano, c'è una certa plasticità, ma a differenza di altri tessuti hanno una capacità rigenerativa estremamente bassa, per cui una volta che abbiamo perso neuroni recuperarli non è così facile come per altri organi. Ecco, spiegare tutto questo credo che sia estremamente utile, ma credo che anche le persone tutto sommato attualmente hanno la possibilità di raggiungere informazioni corrette, poi probabilmente alcuni giovani usano informazioni non corrette o canali di informazione che non sono scientificamente validi, questo è possibile. Dottor Bonifatto, come vede lei questi ragazzi quando andate nelle scuole a spiegare questi temi così delicati ma così importanti, perché è fondamentale capire come sei fatto, il tuo cervello come funziona, sono intrigati, li vede veramente, li vedete attenti al tema che trattate? Sì, no, assolutamente sì, cioè quando se ai ragazzi si spiegano le cose in modo, tra virgolette, semplice alla loro portata, insomma, senza usare troppi tecnicismi, senza usare il medicalese, vedo un grande interesse da parte dei giovani. Poi ecco, ho visto anche che per esempio mentre su alcol e droghe pesanti siamo tutti d'accordo, sulle droghe leggere hanno un'informazione che non è corretta perché pensano che tutto sommato così male non faccia. Questo è un messaggio che forse è passato nel tempo, in realtà non è così, insomma anche le droghe leggere hanno i loro danni, possono danneggiare il sistema nervoso centrale e quindi questo ho visto che tutto sommato a volte viene considerato ok, mi dice questo ma in realtà io so che non fa così male. Questo è un po' più difficile da scalfire perché è un po' parte dell'opinione pubblica, ecco. Molto chiaro. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao. E suoi ospiti. E allora dico, guarda, nel 2021 ho mancato mio marito, no? Ecco, per via non del Covid, della massa nel cuore che questo virus insomma le è entrato dentro e ha fatto un macello, ecco. E dopo se n'è andato. Sono stata un mese senza vederlo, perché c'era il Covid, e dopo quando sono andato per vederlo era già morto. Ecco, comunque io ho sofferto immensamente e avevo un blocco nello stomaco. Sono andata avanti 2 mesi, ho detto devo farmi da psicologa perché tutto dipende da me. E allora io piano piano mi si è sciolto. Ho fatto il meglio che potevo, devo mangiare perché non mangiavo più e perché piangevo sempre e perché tutto così e colà. Ecco, e io da sola mi sono fatta la psicologa e ne sono venuta fuori, ma con tanta pazienza, perché sennò andavi in neurologia. Grazie cara Mirella, ti faccio i complimenti, questi sono i nostri diversamente giovani, una vita anche molto difficile che però si rimboccano le maniche nonostante l'età perché sono ancora vivi e noi dobbiamo ricordarci di questo, di farli vivere come hanno bisogno di vivere, ecco, serenamente dico io. Dottor Miotello, quello che però mi preoccupa è anche questo giovane che dorme molto poco, ne abbiamo parlato nella prima parte e soprattutto questi genitori che non vogliono vedere, non vogliono capire che c'è qualcosa che non funziona, ecco questi strumenti nelle camere sempre con loro, fin da piccoli diamo queste, si diceva prima con la sua collega, già da 4 anni, addirittura 2 anni hanno visto che c'è questo comportamento da parte dei genitori. Ecco, cosa vuole dire questa mattina? Perché veramente poi non possiamo dire che rimaniamo stupiti se sono fuori di testa a 14 anni finché non riusciamo a capire e rispettare le regole, gli orari che hanno questi piccolini man mano che crescono. Cosa vuole dire? Cosa vede lei dal suo osservatorio, dottor Miotello? Perché questi numeri cominciano un po' a preoccupare di questi ragazzi, di queste persone. Prego. Assolutamente importante da molto tempo.
quello che è condiviso a livello internazionale sono alcune linee guida che possono orientare i genitori e che è bene che tutti sappiano, insomma, perché sono linee guida validate dalla comunità scientifica e anche da una serie di altri professionisti che si interessano di età evolutiva. Fino ai 12 anni l'uso del cellulare è proibito. Questa è la prima considerazione. Che poi cellulare inteso come dire, strumento che permette di giocare o di entrare nel mondo dei social. Questo naturalmente è un orientamento, ma è un orientamento che la dice lunga su quello che è un po' il tentativo di gestire un problema che per la maggior parte delle situazioni è veramente difficile da gestire. Credo che sia un problema di tutti quanti i genitori, perché tutti con quelli che hanno dei figli sanno che c'è spesso un argomento duro, terribile sotto il profilo di quello che è un accordo sull'uso dei dispositivi, dall'iPad al telefonino alla PlayStation e altri schermi. Le linee guida dicono che fino ai 2 anni neanche la televisione sarebbe opportuno da far vedere ai bambini, che poi è possibile farlo con un tempo che non deve superare l'ora fino ai 6 anni, per poi aumentare un po' sugli schermi. Però in ogni caso qual è il senso di questo indirizzo? È che il rischio è quello di entrare in un vortice in cui l'attività davanti alle scherme è molto catturante, non solo cattura nel senso che toglie spazio per il gioco, per il confronto, per lo stare insieme, per fare delle cose insomma insieme all'aria aperta, ma anche perché in qualche modo allena il cervello a un modo di funzionare, che è un modo di funzionare supervisivo, cioè che ha a che fare con lo sguardo, con la vista, ma soprattutto che mette in tensione, sovraccarica il sistema attenzionale. Il sistema attenzionale è quello per cui io mi ingaggio in un'attività, riesco a mantenerla e fino a che non ho finito questo tipo di operazione non la abbandono. Questo aspetto in cui negli schermi io devo per forza stare dentro la partita è certamente utile come ingaggio sostenuto. Non lo è nella misura in cui tutto è veloce, tutto è poco riflessivo, tutto è immediato, anzi più io sono bravo a rispondere in termini di velocità al cambio di direzione della mia squadra, più vinco e di conseguenza c'è un allenamento a reazioni piuttosto che ad azioni meditate. Per cui l'uso degli schermi è un allenamento a un cervello perché viaggi a 100 all'ora e che non consideri il fermarsi, il riflettere, il valutare l'effetto delle proprie azioni. Questo riporta a un'altra considerazione, tra le tante naturalmente, che se è vero che circa l'8-10% dei nostri bambini sono bambini iperattivi che non stanno mai fermi, che si lanciano, ne fanno di tutti i colori, che non stanno mai a tavola fino a che non hanno mangiato velocissimamente, se passano da un gioco all'altro, se sono irruenti, se sono impulsivi, se ogni tanto sono con la testa sulle nuvole, bene, se è vero che una fetta consistente dei nostri bambini è così, allora l'uso degli schermi è un allenamento perché lo siano sempre di più. Cioè, a dire che un utilizzo eccessivo dell'uso degli schermi, tra le altre cose, può anche esasperare alcune situazioni di fragilità, come quello che noi chiamiamo deficit di attenzione con iperattività, può peggiorare questo quadro e noi specialisti o i genitori che si danno da fare per fare tutta una serie di azioni di recupero fanno i conti con un altro, che è lo schermo, che fa esattamente il contrario, per cui io lavoro da una parte e lo schermo lavora dall'altra. Molto chiaro, grazie veramente dottor Miottello. Dottor Bonifati, quanto è importante o diventerà importante questa parola che ormai non riusciamo più a capire se è realtà o se è l'intelligenza artificiale, questa insanità. Molti ospiti che ho avuto dicono che invece il futuro nella sanità è fondamentale. Quanto vi aiuterà, specialmente in queste patologie che ha elencato lei? Ci crede, dottor Bonifati? La state usando?
Insomma, l'intelligenza artificiale ormai credo che sia già entrata in molte realtà anche sanitarie. Sicuramente è in grado di elaborare un numero enorme di informazioni e darci delle risposte rapide, immediate, e è dimostrato ad esempio nella lettura delle immagini piuttosto che in altre situazioni che superano le capacità umane. Come tutto va usata con la nostra intelligenza, cioè deve esserci sempre l'uomo a supervisionare quello che fa l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non fa altro che mettere insieme milioni di informazioni e dare delle risposte che sembrano molto umane, perché sono proprio è quella la sua caratteristica, cioè le prende, le elabora, e può dare però sicuramente un grande aiuto in sanità di fronte, cioè perché è in grado di fare quello che il cervello umano probabilmente non è in grado di fare completamente, cioè quello di avere al nostro interno milioni e milioni di informazioni che chiaramente noi non possiamo avere. Il cervello umano ha ancora il vantaggio dell'aspetto critico, cioè io posso mettere in dubbio, criticare quello che l'intelligenza artificiale mi dice. Questo è fondamentale ovviamente, quindi le due cose, cioè il cervello umano con la sua capacità creativa e critica in qualche modo deve supervisionare l'intelligenza artificiale, ma che sia il futuro non ho alcun dubbio, già adesso lo è un futuro presente in realtà. Avete capito, l'importante è che sia nelle mani giuste, dico io, dottor Bonifato, saperla adoperare, e soprattutto la parola etica alla fine, come diceva il nostro Papa Francesco. Ma a livello di Alzheimer, di Parkinson, può essere utile? Ma allora, sono patologie purtroppo neurodegenerative. Una colpisce soprattutto la memoria e l'altra soprattutto il sistema motorio. In questo momento può essere utile per dare supporto magari appunto in una fase iniziale, per garantire quell'esercizio, a volte l'approccio anche di tipo mnemonico che magari l'Alzheimer ha bisogno di fare, soprattutto diciamo così, tutte le attività che riesce man mano che la malattia progredisce. Adesso diciamo così, applicazioni specifiche in questo senso probabilmente ce ne sono, io in questo momento non le conosco, non ne ho, però sono sicuro che ci sono diversi, per esempio, giochi, diciamo così, per la mente che possono aiutare, e l'intelligenza artificiale sicuramente arriverà magari a degli strumenti utili per magari sopperire alcune funzioni che perdiamo. Chiaramente purtroppo sono malattie, come diciamo, neurodegenerative, e per fortuna il loro decorso può essere molto variabile, e ci sono nel futuro prossimo delle terapie che hanno l'obiettivo proprio di essere curative piuttosto che solo sintomatiche. Sull'Alzheimer c'è qualche anticorpo che dovrebbe pulire questa amiloide che si accumula nel cervello e che sembra dare qualche beneficio, che sarà tutto da valutare nel momento in cui entrerà nella pratica clinica. Quindi anche qui progressi, la ricerca va avanti e speriamo di avere delle terapie veramente curative il prima possibile, ecco. Io veramente la ringrazio, intanto un po' di speranza ce l'ha data il dottor Bonifati anche questa mattina, ecco, come dicono le mie meravigliose ragazze che ho avuto ospite, affette da sclerosi multipla, mai demordere, sempre lottare, sempre resistere, sempre andare avanti con questi medici che ci danno veramente la possibilità e ci fanno capire l'importanza di credere anche nella medicina, nella ricerca e nella scienza. Grazie veramente al dottor Marco Bonifati di essere stato con noi, direttore neurologia al Canfoncello. Grazie al dottor Pier Giorgio Miotello, neuropsichiatra infantile, di essere stato con noi. Veramente grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi, oggi abbiamo il piacere di proporvi dei bocconcini di tacchinella agli asparagi verdi e marsala. Iniziamo con il tagliare la tacchinella in dadini, cosa che noi abbiamo già fatto, ed
infarinarli leggermente per poi passarli su una padella e farli rosolare. Prendiamo la nostra padella, ci mettiamo una noce di burro ed un filino di olio e la rimettiamo sul fuoco. Dopodiché i nostri bocconcini di tacchinella gli togliamo l'eccesso di farina ed andiamo a farli rosolare in padella a fuoco vivace fintanto che vediamo che diventano belli dorati. Stiamo rosolando i nostri bocconcini. Quando li vediamo ben dorati da ambo le parti, ci aggiungiamo i nostri asparagi precedentemente tagliati a rondelle, tagliamo leggermente pure questi, dopodiché andiamo a lambire il tutto con il nostro bigoccio di marsala, stando bene attenti a non affumicare casetta. Lasciamo evaporare l'alcol e poi correggiamo di sale e pepe. Se sentiste il profumino che sta salendo da questo piatto, io dico che vi viene fame. Allora, saliamo leggermente, una macinettina di pepe, dopodiché prendiamo i nostri bocconcini e prepariamo. Questo piattino ha un profumo veramente squisito, è qualcosa di stupendo. L'abbinamento tra l'asparago e il marsala, secondo il mio umile punto di vista, è una delle cose molto ben riuscite. Decoriamo con 2 asparagi, dopodiché, se abbiamo piacere, prendiamo 2 patatine che abbiamo lessato in precedenza, le tagliamo a rondelle e le abbiniamo al nostro piatto di carne, così avremo carne e verdure nello stesso tempo, e andiamo a gustarcelo in tavola.